partiamo anche perché siamo in collegamento streaming, quindi per rispetto anche di chi si è collegato, direi di partire. Lascio subito la parola al magnifico rettore per i saluti istituzionali. Beh, io voglio intanto ringraziare tutti coloro che sono presenti oggi, insomma, un numero anche notevole di personalità, che ringrazio per la loro presenza, naturalmente, anche oltre ai relatori che arricchiranno la nostra giornata, il prefetto di Udine, il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco, numerosi sindaci, consiglieri, il mio collega, diciamo, di sventura, almeno in questo periodo, ma insomma sono tante anche cose belle, il rettore dell'Università di Trieste. E quello che per me è importante, quando abbiamo parlato con Stefano Grimaz, di pensare diciamo a che cosa ci aveva lasciato, a che cosa poteva prospettare poi il terremoto a 45 anni da quando è successo, abbiamo pensato di organizzare qualcosa, ma anche perché oggi, sapete, ricorre la data della seconda terribile scossa, quella che in realtà sembrava avesse dato il colpo di grazia a tutto ciò che si stava già riprendendo, ma dopo quella del 6 maggio, ma in realtà ciò ha dato poi l'avvio a tutto quello che è stato il miracolo di rigenerazione, diciamo, dell'energia, tutto sommato, trasformare ciò che usciva dalle viscere della terra in sviluppo del nostro territorio. E all'interno di questa ricostruzione ci stava anche tante altre cose, come la nascita della protezione civile, di istituti di ricerca, dell'Università di Udine nel Friuli. Allora ci si chiedeva durante questi 45 anni che cosa è stato fatto, ma soprattutto adesso che siamo in un periodo che c'è stato un terremoto, diciamo, virale, quanto ciò che è stato fatto, quanto è successo, o il modello che si è realizzato, come viene spesso detto, possa essere utile come per fornire spunti a quelle che è l'attività, tutto ciò che andrà fatto nei prossimi anni. Ovviamente questo è anche per noi un momento per fare non solo celebrazione, non volevamo fare questo, ci sono altre istituzioni che lo fanno, sono pronti a farlo, sono più autorevoli di noi in questo senso, ma quanto ricordarci che di tutto quello che è stato fatto, anche di progresso scientifico, per poi non solo dare una sostanza a quello che era il mandato dell'università e delle università, degli istituti di ricerca, quanto anche di realizzare quanto queste conoscenze poi possono essere utilizzate in situazioni particolari di rischio. E ci premeva, al di là di tutto quello che è stato fatto anche in questi anni, per noi è stata anche una bellissima soddisfazione, per esempio, l'attribuzione di una cattedra UNESCO su questi argomenti alla nostra università, quanto in realtà sia utile ribadire il ruolo della scienza e dell'essere informati dalla scienza e del rischio che può derivare da questi disastri, chiamiamoli così, per non tanto trovare le soluzioni, ma essere pronti ad affrontare le situazioni particolari. E ricordo, dopo verrà ricordato dai vari relatori, questo è molto importante, che un po' come è successo anche recentemente con il Covid, con una forte spinta diciamo mondiale sull'attività di ricerca abbia portato allo sviluppo per esempio di vaccini in tempi brevi, brevissimi, mai visti né come sforzo né come risultato prima, in realtà poi abbiamo visto dall'inizio nascere per esempio in Friuli Venezia Giulia, l'Università di Udine, l'Università di Trieste e l'UGS, creare una vera e propria consapevolezza di un approccio scientifico a fenomeni di questo tipo. Quindi è chiaro che da questo punto di vista, più che fare solo una, diciamo, senza togliere nulla, una commemorazione o una celebrazione retorica, l'idea nostra era proprio di mettere attorno a questo cosiddetto tavolo virtuale coloro che hanno in questo momento, hanno avuto e hanno e avranno un ruolo anche nel realizzare tutte le iniziative che potranno
da questa situazione della pandemia portare ad un nuovo sviluppo. Quindi come vedete gli interventi sono molto fitti e saranno e anche molto articolati. Vi devo dire che ci sarà una variazione, purtroppo la dottoressa, l'assessore Rosone non potrà essere con noi, si scusa molto, è un peccato che non possiamo godere del suo intervento, però insomma ce ne sono tutti gli altri molto quotati che ci faranno toccare un po' di vari aspetti, dallo scientifico all'istituzionale, fino ad arrivare alla visione dell'approccio delle Nazioni Unite, in cui evidentemente, chiamiamoli così, una situazione di emergenza viene affrontata in maniera molto, molto, ahimè, consueta. Quindi io al momento non posso altro che ringraziare tutti coloro che hanno accettato di intervenire, naturalmente tutti voi, con l'idea poi naturalmente a fine di questi interventi di poter tirare un pochino le somme, soprattutto se c'è poi qualche volontà di ulteriori commenti, cercare di capire insomma quanto poi la nostra comunità, che non è solo scientifica ma istituzionale, coinvolge il mondo del lavoro, possa essere pronta a dare ulteriori contributi al di là di tutto ciò che è previsto o pianificato da livelli anche superiori o diversi. Io adesso ho iniziato, erano i saluti diciamo istituzionali, qua siamo in un'aula Pasolini, che è una delle aule diciamo conferenze del nostro edificio che è di Topo Wasserman, uno dei vari edifici che abbiamo in città e che è arricchito dal fatto di essere la sede della nostra scuola superiore. È arrivato il sindaco a cui nessun problema, che ha acquisito da noi il quarto d'ora accademico evidentemente, e siamo partiti prima per questioni di streaming e anche per guadagnare un po' di tempo. A lui cederei la parola per dare un saluto da parte della città e del sindaco, insomma anche come testimone di ciò che è stato. Prego. Grazie magnifico Rettore, buonasera a tutti, un saluto. 45 anni del terremoto, guardavo un attimo fa il senatore Carpenedo, probabilmente dopo 45 anni non sono rimasti in tanti ancora dalla ricostruzione, perché molte persone purtroppo ci hanno lasciato, persone protagoniste di quella che è stata la ricostruzione del terremoto. Momento eccezionale, innovativo per l'Italia e penso anche per altri paesi, che ha avuto momenti molto significativi. Il primo, dare fiducia ai sindaci, quindi delegare tutto a livello locale, proprio il più possibile vicino alla gente, un modello che ha funzionato, e la nascita della protezione civile, che fu un altro alto momento in cui si capì che l'Italia doveva dotarsi di un organismo fatto di volontari, però anche questo molto legato al territorio, molto legato ai sindaci che effettivamente sono a livello locale i capi della protezione civile e coordinano. Allora un parallelismo subito con il Covid-19 mi viene pensando a quella che è stata l'emergenza iniziale proprio di questa pandemia, con un ruolo fondamentale soprattutto della protezione civile. Guardo qui l'assessore Riccardi, che è capo della protezione civile a livello regionale, e che cosa ha significato avere una protezione civile efficiente per dare subito con forza soprattutto ai cittadini, alla massa delle persone che vivevano momenti un po' di sbandamento. Ricordo qui in questa città di Udine la distribuzione delle mascherine, famigerate mascherine che forse all'inizio non avevamo capito che erano molto importanti, però la protezione civile, grazie anche a queste importazioni massicce dalla Cina, perché l'Italia era priva di questo strumento così sanitario, riuscimmo a darle a tutta la popolazione, cominciando dalle persone più anziane, perché avevamo capito, grazie ai medici che ci supportavano in questo, che chi era più a rischio erano le persone di una certa età. E questo è stato un ruolo della protezione civile. Ecco, per dire come Covid-19, emergenza Covid-19, emergenza terremoto, abbiano delle similitudini, ad esempio, in questi protagonisti, ripeto, la protezione civile e anche
la responsabilità dei sindaci sui territori di mettere a disposizione quello che era di loro competenza a favore soprattutto delle istituzioni sanitarie che hanno fatto poi il loro ruolo anche con certo affanno, perché i primi momenti sono stati difficili, come ben ricordate. E poi adesso questa benedetta prevenzione, che anche qui c'è una similitudine col terremoto. Questa città è una città fortemente sismica, è una città che cerca di adeguare le proprie strutture per renderle antisismiche. Però siamo ancora indietro, stiamo lavorando in molti istituti scolastici perché ci rendiamo conto che le scuole sono luoghi molto vulnerabili, molto pericolosi, quindi come comune, grazie ai finanziamenti che ci arrivano dalla Regione e anche dallo Stato, abbiamo aperto dei cantieri molto importanti proprio per adeguare gli edifici scolastici a diventare antisismici, perché ormai c'è una letteratura e soprattutto ci sono dei professionisti che sanno indicarci come fare, come recuperare questi edifici e soprattutto renderli antisismici, sicuri per una popolazione delicatissima come sono i ragazzini che frequentano le nostre scuole. Quindi ci sono ancora molte emergenze e abbiamo bisogno di andare avanti con quella filosofia e con quei modelli che hanno fatto sì che questa terra, i friulani in particolare, diventassero un esempio e sono ancora un esempio per l'Italia, per il mondo anche, di come si esce da un disastro come è stato il terremoto. E l'università ha svolto un ruolo importante e continua a svolgerlo grazie ai professionisti, ai docenti che stanno lavorando per dare ulteriori indicazioni proprio nel senso di realizzare sempre più strutture antisismiche e come recuperare la sicurezza negli edifici. Quindi, magnifico Rettore, grazie per questo convegno con persone molto qualificate che interverranno, perché è ancora una volta uno sprone e anche un momento per fare il punto su situazioni ancora difficili, problematiche. Oggi mi è colpito molto il dato dei ragazzini che hanno fatto il vaccino nella nostra regione. Non è un bel dato, almeno così hanno scritto i giornali. Sembra che peggio di noi sia la provincia di Bolzano e la regione Liguria. Pensavo che qua in casa friulana ci fosse più sensibilità a vaccinarsi, mi riferisco ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, quelli che fra pochi giorni entreranno nelle scuole superiori e in presenza seguiranno le lezioni. Quindi anche in questo settore abbiamo qualcosa forse da migliorare. Dobbiamo tutti attivarci perché il vaccino, la vaccinazione è una cosa virtuosa e necessaria per contenere questa epidemia. Grazie del convegno e adesso lasciamo la parola agli altri professori. Sì, allora a me spetta il compito un po' di introdurre i lavori e dare un po' una cornice a questo convegno tavola rotonda che vuole, come ha detto il magnifico Rettore e anche il Sindaco, fare un po' una carrellata di punti di vista e di analogie con quella che è stata l'esperienza della ricostruzione del terremoto. Spetta a me un po' fare questa introduzione molto rapida che fa da cornice un po' per gli interventi che verranno come dire, portati successivamente e che vuole fare un po' il ponte tra la ricostruzione del Friuli e il tema che oggi noi viviamo con la ripresa e resilienza post-Covid, volendo così portarvi all'attenzione il fatto che tutto sommato, e questo ci è riconosciuto, lo vedremo anche poi nell'intervento delle Nazioni Unite, che il fatto che la ricostruzione del Friuli è un esempio di ripresa e resilienza ante litteram, se lo rileggiamo a posteriori con le chiavi di lettura attualmente in uso nel settore della riduzione dei rischi di disastro. Dicevo, perché parliamo di Covid con il terremoto? L'idea parte da questo, perché se tutti noi, avendo letto i vari documenti da cui discende il piano di ripresa e resilienza, quindi il Next Generation EU, cioè il Recovery Plan,
sappiamo che è impostato su 3 grandi pilastri: il sostegno alla ripresa agli Stati membri, il rilancio dell'economia, ma quello che volevamo un po' sottolineare è l'ultimo: trarre insegnamento dalle crisi. E qui non potevamo non chiederci se l'esperienza nostra del terremoto del Friuli poteva fornirci qualche utile spunto sotto più punti di vista anche in questa occasione. Prima osservazione è che parliamo di ripresa e resilienza. Quindi lo stesso piano nazionale di ripresa e resilienza ci dice che la ripresa è una ripresa dalla situazione, dall'impatto economico che ha generato il Covid, ma non è un ritorno al prima, è un ritorno verso una nuova situazione dove dovremo cogliere anche delle opportunità. Questo vedremo che anticipa quello che è il concetto di resilienza, che viene anche questo, come dire, indicato in questi documenti come elemento fondamentale che ci deve poter aiutare a preparare ad affrontare anche future crisi, quindi non solo il ritorno a una normalità, diciamo, post-Covid, ma anche, se ce la facciamo, introdurre una nuova capacità di poter affrontare anche nuove sfide, anche nuove situazioni critiche che possono derivare da vari fronti. In tutto questo, e qui c'è un'altra analogia, puntando anche a degli obiettivi che sappiamo essere quelli dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda 2030 e che in qualche modo anche all'interno del piano di ripresa e resilienza vengono in qualche modo citati. Detto questo, viene naturale riprendere l'agenda, ricordare il fatto che all'interno dell'Agenda 2030 c'è richiamo al Sendai Framework, al quale appunto gli Stati degli Stati Uniti insomma, hanno fatto riferimento per la riduzione dei rischi di disastro, e incominciare a introdurre una prima chiave di lettura, che è questa, che è quella del ciclo di gestione dei disastri, che non fa altro che dividere in 4 fasi dopo un evento critico. Può essere il Covid come il terremoto. C'è una prima fase che è la risposta o response in inglese, la fase di recupero o recovery. Perché vi faccio vedere queste cose? Perché quando parliamo di recovery plan stiamo parlando di questa fase, non stiamo parlando della fase di risposta dell'emergenza, quindi anche le parole nella traduzione dall'inglese all'italiano vengono poi riportate a questi schemi. Ci sarà poi un ritorno alla normalità, ma quello che ci dice questo schema è che dovremmo in qualche maniera capitalizzare le nostre esperienze per un futuro evento avverso, in modo tale che la prossima volta, attraverso la previsione, la prevenzione e soprattutto la preparazione, molto probabilmente saremo più rapidi nel chiudere il cerchio, e questa capacità di chiudere il cerchio è proprio il senso, come dire, pratico del concetto di resilienza, cioè la capacità di rispondere per ritornare alla normalità. Detto questo, che è la prima chiave di lettura, quindi suddividere questi aspetti, se parliamo di recovery plan, quindi piano di ripresa e resilienza, ci stiamo occupando di questa parte più arancione, gialla, quindi quella del recupero, cioè dobbiamo traguardare verso la normalità. Le Nazioni Unite distinguono questa prima fase qua sotto, vedete, quella del prossimo evento, viene chiamata riduzione dei rischi di disastro, cioè l'agire del prima per riuscire poi a essere anche più resilienti. Questo non a caso è il titolo della nostra cattedra UNESCO assegnata all'Università di Udine, proprio questo studio di questo ciclo di gestione dei disastri che può aiutare a come dire, affrontare varie problematiche. La seconda chiave di lettura, lo stesso problema, la possiamo vedere nel tempo. Nel tempo noi possiamo sostanzialmente rappresentare il problema in questo modo: siamo in una condizione di funzionalità di un sistema, la nostra comunità pre-evento, c'è una caduta in corrispondenza dell'evento, può essere il terremoto o il Covid, la response ha come obiettivo quello di stoppare la caduta sostanzialmente, di bloccare questa caduta. Poi quando però parliamo di recovery, il problema è come ritornare a risollevarsi. Quello che a livello internazionale viene introdotto nelle politiche è il cosiddetto Build Back Better, cioè approfittare di questa occasione per non tornare alla situazione di prima, ma cogliere tutti quelli che possono essere spunti per migliorare, per sistemare le cose che magari non funzionavano e puntare a nuovi obiettivi. Quindi vedete che tutto sommato questi due modi di vedere le cose, del ciclo di gestione dei disastri e della resilienza, sono strettamente legati.
Allora, se prendiamo questi due come chiave di lettura, quello che vorrei fare in un minuto con voi è farvi vedere perché effettivamente il caso del terremoto del Friuli è un esempio di resilienza ante litteram, e proviamo a ricostruire insieme il grafico che abbiamo visto prima. Noi eravamo in una situazione pre-evento in cui il 6 maggio 76 ci fu una prima scossa, quindi il tempo zero su questo grafico. Ovviamente questo determinò una situazione di emergenza, quindi la situazione che tutti noi conosciamo. La risposta anche della comunità, della popolazione, avevamo le caserme dei militari, hanno dato un'ottima risposta per l'epoca all'emergenza. Dopo noi sappiamo che dopo questa prima fase ci fu addirittura da parte della Regione una risposta rapida da un punto di vista legislativo, non solo per gestire i fondi di solidarietà che stavano arrivando con la legge 15, ma per la prima volta ha fatto un censimento sistematico con la legge 17, con i famosi verbali di accertamento danni, per capire qual era l'entità dei danni prima di definire quelle che potevano essere le politiche, diciamo, le strategie di ricostruzione. E questo devo dire che è stato uno dei primi casi di approccio diciamo, di questo tipo. Dopodiché che cosa ci fu? Ci fu l'inizio di quella che è la fase, diciamo così, della riparazione, se vi ricordate. Fino diciamo, l'estate si iniziò con tutta una fase di riparazione, potremmo già dire che questa era una sorta di inizio di ripartenza. Ahimè però cosa ci fu? Ci fu il terremoto del 15 settembre, di nuovo situazione di emergenza, di nuovo caduta. Però, tutto sommato, se lo leggiamo con la logica del ciclo di gestione dei disastri, era come ritornare, no, nel gioco dell'oca dal via, nel senso che io faccio tesoro dell'esperienza precedente. Avevamo scoperto che le riparazioni non stavano funzionando. Se non ci fosse stata la seconda scossa, noi oggi avremmo gli edifici delle riparazioni, molto probabilmente. E quindi qui il sistema si fermò un attimo, oltre a gestire l'emergenza con l'esodo alle località balneari. Ci fu quella che in letteratura oggi viene chiamata la riabilitazione. Ci fu un momento di riflessione e si capì che sostanzialmente con tutta una serie di conoscenze, anche attingendo a collaborazioni internazionali, scientifiche, di messa a sistema a livello professionale, ci fu sostanzialmente quello che forse è stato la chiave di lettura vincente, cioè si decise di affrontare la risalita, e qui siamo un po' nello stesso momento, se facciamo un parallelismo col Covid, facendo leva su quello che era un approccio che potremmo oggi dire vogliamo gestire questo recovery, cioè questo ritorno alla normalità, come un processo, cioè dobbiamo gestire tutta una serie di attività. Quindi serve un'organizzazione, servono strumenti legislativi, servono strumenti tecnico-amministrativi, ma serve anche tutto un apparato, diciamo così, di procedure che devono un po' controllare e monitorare la situazione. Da qui chi si ricorda i famosi DT sono stati un qualcosa di insostituibile, i documenti tecnici per, diciamo, gestire questo procedimento, la segreteria generale straordinaria, ma anche l'apporto dei gruppi interdisciplinari, il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio. Mi piace però ricordare anche la forte interconnessione scientifica con diciamo, i colleghi oltre la cortina di ferro allora, cioè penso ai colleghi sloveni per la definizione delle tecniche di riparazione degli edifici. Quindi il mondo scientifico all'epoca fece sistema per dare supporto diciamo, alla ricostruzione. Questo fu un qualcosa di ben strutturato, tant'è che se andiamo avanti con i finanziamenti della ricostruzione possiamo oggi dire che questo percorso, con dei momenti che furono anche di difficoltà, pensate a tutto il problema della lievitazione dei prezzi legata all'avvio della ricostruzione, oggi lo stiamo vivendo col sisma bonus, sisma bonus, eco bonus, vedete i prezzi che stanno salendo, quindi anche un controllo, diciamo, dell'economia fece sì che tutto ritornò a una situazione dell'oggi, che se andiamo a vedere ha inserito quello che le Nazioni Unite oggi chiamano Build Back Better, cioè lo sviluppo. Abbiamo costruito diciamo, nuovi standard abitativi, abbiamo fatto l'autostrada, raddoppio ferrovia, protezione civile, Università di Udine, cose che non erano prima. Quindi questo, in questo senso, ci dice che questa esperienza è stata, diciamo, un esempio di resilienza ante litteram.
L'altra cosa ultima che voglio dire è che se arriviamo ai giorni d'oggi non è solo il problema del recovery, ma siamo in quella fase di prevenzione e protezione e mette in luce come il sistema, tutto il sistema scientifico della regione insieme alla regione ha messo in atto una serie di sinergie interistituzionali che stanno lavorando insieme sul tema della prevenzione e della preparazione alle prossime emergenze. Qui mi preme ricordare che nell'86 venne varata la prima legge sulla protezione civile regionale, c'è anche il professor Riuscetti qui che era uno degli estensori di quella legge, che introdusse per la prima volta in Italia, ma penso anche in Europa, il tema del ciclo di gestione dei disastri, perché nella legge nostra regionale è la prima legge che introduce nella protezione civile anche il tema della previsione, prevenzione e preparazione, perché fino allora il concetto era risposta in emergenza e basta, quindi anche in questo siamo stati, come dire, antesignani. Detto questo, che quindi diciamo ci porta a dire effettivamente la nostra è stata un'esperienza diciamo di resilienza, se andiamo a vedere quali possono essere le leve che oggi noi potremmo andare a, come dire, ritrovare per la gestione della situazione attuale, che è un po' il tema della chiacchierata che faremo un po' della tavola rotonda che seguirà, possiamo dire che sicuramente all'epoca abbiamo imparato dalle esperienze precedenti, ricordatevi che prima c'era l'esperienza del Belice, no? Col problema di tutti i prefabbricati che ha portato a tutta una serie di scelte, ma agire su dati oggettivi, il discorso dei verbali di accertamento, gestire come processo, pianificare, avere strumenti tecnico-amministrativi, l'autoresponsabilizzazione partecipata, i sindaci, no? La catena diciamo, di responsabilizzazione, gli strumenti di monitoraggio e controllo, la segreteria generale straordinaria, quindi il controllo della spesa e quant'altro, le scelte strategiche condivise, l'integrazione di obiettivi di sviluppo nella ricostruzione, la legislazione finalizzata e contestualizzata, poi con la professoressa Elena D'Orlando parleremo anche di aspetti legislativi, che era finalizzata diciamo, alla ricostruzione. Tutta la catena Stato, Regione, enti locali, per passare dagli amministratori, professionisti, l'impresa, il ruolo dell'impresa, ricordatevi lo slogan prima le fabbriche poi, no, e tutta la parte dell'economia in senso ampio del termine fu il primo motore della ripresa. Non ultimo le sinergie interistituzionali pubblico-privato, le cooperative, cioè, quindi tutto questo caratterizza un po' quelle che sono state le leve di quella esperienza che ha dato quei risultati. Tra queste c'è anche la conoscenza scientifica, il trasferimento al territorio, ovviamente giochiamo in casa, nel mondo accademico, anche con i colleghi dell'Università di Trieste e dell'OGS, non a caso abbiamo voluto coinvolgere tutti perché poi è una risposta sistemica che fa la differenza. Quindi con questo l'idea è quello di puntare a un approccio che a livello Nazioni Unite viene chiamato science based, risk informed, tutti i termini inglesi che però dicono di fatto dovremmo rifare grosso modo quello che abbiamo fatto nella ricostruzione del Friuli. Ovviamente va contestualizzato, quindi la sfida qual è che in questa chiacchierata? È quella di provare a chiederci quale di queste leve, questi strumenti, che analogie ci sono tra l'esperienza della ricostruzione e questa ripresa che oggi siamo chiamati a dover affrontare nel piano di come dire, ripresa e resilienza, visto che siamo anche chiamati a puntare agli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Questa risalita sostanzialmente può fare leva sui stessi elementi che abbiamo, come dire, sfruttato per vincere la sfida della ricostruzione post-sisma. Va tenuto conto che il contesto è completamente diverso, non possiamo fare travasi semplificati perché siamo in piena globalizzazione, complessità, incertezza. Immagino il settore produttivo, mai una situazione come questa di incertezza pone delle difficoltà nelle scelte, negli investimenti, nelle strategie, cosa che in altri tempi era significativamente diversa. L'ultima cosa è quella che se vogliamo fare questa chiacchierata, la mia proposta è non rimaniamo solo nella risposta e nel recupero, quello che ci viene chiesto, ma sfruttiamo la logica della resilienza in senso più ampio, dove se andiamo a vedere il concetto di resilienza vengono introdotti altri due elementi. La capacità di controllo e anticipazione, cioè come riusciamo a anticipare future crisi, anche questo è un tema sul quale sarebbe interessante ragionare, e
come riusciamo a cogliere l'occasione di una situazione di crisi per risolvere problemi che altrimenti non potevano risolvere. Questa è la visione più ampia che allo stato attuale delle conoscenze anche a livello internazionale pongono sul tavolo a chi affronta il tema appunto della resilienza. Questo quindi è l'idea e adesso proviamo a vedere con un giro di tavolo quali possono essere queste analogie, queste leve tra queste due realtà e per prima cosa io intanto chiamerei i primi tre relatori sul tavolo, il professor Casagli, Mareschi Danieli e l'assessore Riccardi, ai quali passerò adesso la parola e chiedo sostanzialmente di cercare un po' di inserirsi in questo disegno d'insieme e cercare di dare il loro punto di vista anche e soprattutto dalla loro posizione che rivestono. Quindi dicevo, prima cosa do la parola a Nicola Casagli, presidente dell'OGS, al quale gli chiedo un po' di, come dire, dare la sua come dire, visione su quello che è l'apporto del mondo scientifico e soprattutto nella nostra regione, adesso che rivesti il ruolo anche di presidente dell'OGS. L'OGS ebbe un ruolo fondamentale nel post-terremoto, ma come una risposta sistemica del mondo scientifico può essere di aiuto nella gestione delle crisi. Prego Nicola. Ringrazio l'Università di Udine e il collega Grimaz per l'invito. Sono già stato presentato, sono presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, che ha diverse sedi in Regione Friuli Venezia Giulia, alcune delle quali nella zona della provincia di Trieste, ma una sede importante del Centro di Ricerche Sismologiche qui a Udine. E non solo, io sono anche un esperto di protezione civile. Il mio mestiere precedente, prima di essere chiamato a questo incarico istituzionale di presidenza di istituto di ricerca, era l'insegnamento universitario. Sono professore all'Università di Firenze e mi occupo di geologia applicata alle emergenze di protezione civile, in particolare di rischio idrogeologico. Ho fondato a Firenze una cattedra UNESCO, che è la cattedra, per così dire, gemella di questa del professor Grimaz e dell'Università di Udine, in quanto si occupa essenzialmente di protezione civile per gli aspetti idrogeologici, le alluvioni, le frane, che sono perfettamente complementari al rischio sismico e a tutti gli aspetti di cui ha parlato il professore e il collega precedentemente. Oltre a questo, il mio gruppo universitario all'Università di Firenze è un centro di competenza della protezione civile, così come lo è OGS. OGS è un centro di competenza della protezione civile. Adesso vi spiego a breve che cosa sono i centri di competenza, ma per arrivare a questo volevo partire da un'importante eredità che il terremoto del Friuli Venezia Giulia ci ha lasciato, dovuta a una formidabile intuizione da parte di un grande uomo, uno dei più grandi uomini che io ho conosciuto nella mia carriera, cioè di Giuseppe Zamberletti. Io ho fatto parte della Commissione Grandi Rischi per molti anni, che era presieduta come presidente onorario da Giuseppe Zamberletti. Vi dico anche una curiosità: eravamo gli unici due fumatori della Commissione Grandi Rischi, ci trovavamo fuori a fumare le sigarette. E in quei momenti mi ha raccontato veramente cose importantissime che hanno contribuito appunto a creare la protezione civile italiana. Ecco, già dal 76, in quei mesi di scosse continue, Zamberletti intuì l'importanza di avere intanto una struttura di protezione civile. Non c'era prima, non esisteva una protezione civile, non c'era un ministero, certamente c'erano i vigili del fuoco, c'erano tante strutture operative, ma mancava una struttura di coordinamento. E l'altra è di portare in questa struttura di coordinamento anche la comunità scientifica. Pensiamo che in quegli anni era molto difficile trovare i dati sulla sismicità del territorio, anche sulle scosse sismiche. Adesso siamo in un mondo in cui possiamo sul nostro cellulare vedere i terremoti che avvengono in tutto il mondo in tempo reale,
ai tempi no. E sia per il terremoto del Friuli che per quello di pochi anni dopo dell'Irpinia, molto più devastante, circa il triplo di vittime, un'area molto più estesa, il problema fu localizzare l'epicentro, perché chi si occupa di emergenze sa che quando c'è un grande disastro, naturale o anche causato da cause antropiche, il primo problema dei soccorsi è capire dove è l'epicentro del problema, perché sennò si crea l'effetto bordo, cioè i soccorsi che arrivano si fermano sul bordo del problema dove le persone chiedono aiuto, ma non sono quelle che hanno più bisogno d'aiuto, perché sono quelle al bordo del problema, quelle al centro magari stanno in quel momento rischiando la vita. È necessario capirlo subito. Ecco, nel 76, ma anche nell'80, col terremoto dell'Irpinia, ci vollero giorni per capire dove era l'epicentro. Perché? Perché i dati i sismologici, misurazione dei terremoti, erano ai tempi detenuti da due soggetti. Università ed enti di ricerca, OGS era già dal 1921 che misurava terremoti, e anche l'università, e dagli istituti religiosi. Molti i osservatori in capo a monasteri, a strutture religiose, registravano terremoti. Ecco, io credo che, lo dice anche, si usa nella lingua italiana, no? Dire di pensare alla propria parrocchia, sia gli istituti religiosi che anche le università non erano a quei tempi noti per la disponibilità a condividere i dati, e per localizzare l'epicentro è necessario condividere subito le informazioni registrate da almeno 3 stazioni sismiche in posizioni diverse. Questo era una cosa molto difficile all'epoca, adesso è semplicissimo, appunto ci sono le tecnologie, gli smartphone, e Zamberletti capì che era necessario creare una struttura di coordinamento, cioè disegnare un servizio nazionale di protezione civile, che poi ci vuole tantissimi anni per crearlo, perché vide la luce nella forma definitiva soltanto nel 92, con 4 gambe. La prima gamba, le istituzioni, cioè la struttura di coordinamento nazionale, le regioni, i comuni, autorità fondamentali di protezione civile. La seconda gamba, le strutture operative, vigili del fuoco, soccorso alpino, tutti i corpi di polizia, carabinieri, forze armate. La terza gamba, il volontariato organizzato di protezione civile. La quarta gamba, la comunità scientifica, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'OGS, e università e enti di ricerca organizzati prima in gruppi nazionali di ricerca scientifica, negli ultimi anni in centri di competenza della protezione civile. Che cosa sono i centri di competenza di protezione civile? OGS è un centro di competenza, sono enti che hanno nella propria missione istituzionale finalità di protezione civile e raccolgono informazioni, dati, fanno anche attività a supporto delle emergenze utili a questo servizio nazionale di protezione civile. Ecco, tutto questo si deve a una formidabile intuizione, come ho detto, da parte di Giuseppe Zamberletti all'indomani del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Grazie. Grazie Nicola. Appunto l'idea è fare una carrellata abbastanza rapida di punti di vista e poi magari se abbiamo tempo facciamo qualche riflessione. Adesso, prima di passare la parola al professor Silvio Busaferro che è in collegamento da Roma, visto che abbiamo la fortuna di avere con noi il sindaco di Amatrice, dottor Pirozzi, che ci ha, come dire, raggiunto in questo evento, gli darei proprio la parola mezzo minuto per un saluto, anche perché queste due nostre realtà ci accomunano e quindi vi troverete a ripercorrere grosso modo le cose che abbiamo dovuto affrontare anche noi, ma che ci vedono, diciamo, gemelli in queste attività. Prego. Grazie Stefano, è stato un caso. Io ruberò un po' più di mezzo minuto, perché Friuli, perché la vostra protezione civile ha realizzato in 7 giorni una strada che non c'era, che per arrivare nel borgo che era stato, diciamo, distrutto, parlai con la vostra protezione civile il 26 a sera,
e il 3 di settembre, cioè, ci fu questa strada perché eravamo completamente, diciamo, isolati dal resto del mondo, per cui per questo. 2 perché ho sposato immediatamente il concetto di dov'era com'era, perché lo ritenevo un concetto giusto per le comunità simili alle comunità del Friuli. 3 perché a me sarebbe piaciuto che si fosse dato spazio ai sindaci, questo purtroppo, cioè, non è successo. Per cui ci legano tante cose. Il fatto poi che le case provvisorie, invertendo quello che era successo all'Aquila, perché all'Aquila c'era una new town, no? La chiamavano nuove costruzioni. Il mio comune è composto di 69 frazioni dove si potevano fare, per cui c'erano le condizioni del rischio idrogeologico, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto le frazioni a tempo, per cui 40 frazioni, perché noi dobbiamo andare a difendere la nostra identità. E questo è stato quello, cioè, che ci unisce, oltre un vincolo di grande amicizia, perché con te, quando vedevo scritto Friuli, diciamo Venezia Giulia, è stata una grande emozione, anche oggi lo è. Dove possiamo andare? Io cercherò, perché vado a braccio. La prevenzione manca. Non posso pensare che il sisma bonus sia la chiave di volta, perché 95.000 euro, cioè, lordi, facciamo se non un piccolo miglioramento sismico. Per cui sarebbe auspicabile, io mi sto battendo per questo, per alzarlo almeno a 150.000 euro per i comuni che stanno in zona sismica 1 e 2. Cioè, sarebbe cosa buona e giusta, però capisco che la prevenzione non porta voti, sindaco. Questo. Poi però nel mio piccolo, perché bisogna andare oltre, ho fatto approvare una legge all'unanimità nel Lazio nel 2018, una legge che dà dei contributi ai privati con le risorse delle regioni, della regione Lazio in questo caso, il 50% a fondo perduto per interventi sugli edifici privati di case costruite nelle zone sismiche 1, per cui il 50% a fondo perduto più il resto. C'era già un sisma bonus, per cui è utilizzabile col sisma bonus, e allora forse metteremmo in sicurezza gran parte dell'Italia, perché più del 50% degli edifici sono stati costruiti prima del 1974. Prima legge, diciamo, che prevedeva delle tecniche di costruzione è datata 1974, poi con le successive, diciamo, modifiche questo abbiamo fatto, questo ho fatto. Avremmo la necessità per il piano di resilienza e di sviluppo di legarlo all'efficientamento, ma anche con la sicurezza sismica di gran parte dell'Europa, che abbiamo 27 regioni d'Europa che sono a rischio sismico 1 e 2, e voi immaginate mettere in sicurezza 27 regioni, 80 milioni di persone in sicurezza, l'aumento di PIL che ci sarebbe. Per cui lo sviluppo, la prevenzione, secondo me, deve passare necessariamente anche con l'efficientamento energetico, ma prima la prevenzione. E anche lì un documento mandato a Bruxelles, speriamo che qualcuno che... C'è un'altra similitudine, voi 2 scosse, anzi noi, perché siamo un'unica grande famiglia, perché solo chi ha attraversato la zona rossa del dolore poi ce la sa riconoscere, e della sofferenza. Noi 3, 24 agosto, 30 ottobre e il 18 gennaio, e ogni volta noi rincominciavamo da capo, Covid, prevenzione. Se abbiamo chiuso gli ospedali in tutta Italia sulla legge dei grandi numeri perché il piccolo non funziona, è chiaro, se vogliamo prevenire delle malattie, delle pandemie, abbiamo la necessità di ospedali e di sanità territoriale, allora dobbiamo ripartire da lì. 2,
e chiudo per davvero, perché una volta vengo e facciamo una lezione insieme, perché capisci, bisogna sempre andare oltre, e poi lo sviluppo. Però noi abbiamo gran parte dell'Italia che è cosiddetta interna, che non ha la digitalizzazione. Oggi noi abbiamo scoperto con il Covid l'importanza anche del lavoro a casa, per cui incominciamo a dotare tutta Italia, le aree interne, la possibilità di avere delle connessioni. Uno, le infrastrutture, c'è gran parte della dorsale, diciamo, tirrenica, cioè del centro Italia, scusate, che non ha le connessioni né ferroviarie né stradali. 3, investiamo su un'agricoltura di un certo tipo biologica. Allora non è che ci vuole una scienza, però bisogna avere gli scarponi, caro professore. Che voglio dire gli scarponi? Solo chi conosce la terra, solo chi conosce il territorio è in grado di dare delle soluzioni. Noi ci proveremo, io sono orgoglioso di essere qui, grazie alla città di Udine, grazie a gente tosta come la nostra, perché è gente di montagna abituata a vivere nelle difficoltà. Voi immaginate anche le difficoltà dei nostri figli, per cui io ho una bambina di 13 anni, trauma del terremoto, io ringrazio Dio che è viva, trauma del Covid, per cui un doppio trauma, e tranquillizzo il sindaco, mia figlia non usciva più di casa e lei mi ha detto: io papà voglio fare il vaccino, e io gli ho fatto fare il vaccino. Non è stata una forzatura, ma sono andato incontro all'esigenza di una bambina che stava soffrendo, per cui facendo il prato ho detto: il rischio è minore se fa il vaccino rispetto al fatto che non mi possa più uscire di casa e poi abbia dei traumi quanto è grande. Per cui a volte dobbiamo anche saper ascoltare i più giovani, i più piccoli, e mai dimenticare, perché un paese, come dico sempre, Stefano, che non ha memoria, diciamo, non ha futuro. Per cui mi auguro che queste nostre esperienze siano di insegnamento e che la politica incomincia a investire un po' di più sulla prevenzione. Immaginate anche la prevenzione di tutto quello che è il patrimonio storico, architettonico della nostra nazione. Ogni terremoto perdi chiese, perdi patrimonio, ancora anche lì, se incominciassimo ad investire in quel settore, io penso che non avremmo poi una ricaduta negativa di PIL. Grazie, grazie e io poi per tornerò nel borgo, grazie. In bocca al lupo per le vostre terre. Grazie, e comunque ci teniamo in contatto. Bene, a questo punto ritorniamo al tema del Covid. Abbiamo con noi il professor Silvio Buttaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, nostro collega dell'università, che ahimè sta rivestendo questo ruolo forse nel momento più critico che poteva capitargli. Ed è proprio per questo che in questa carrellata, con riferimento diciamo, al ciclo di gestione dei disastri, a lui rivolgo un po' come dire, la domanda su quello che, anche grazie a questa esperienza che sta facendo, può essere il ruolo quella che abbiamo visto nel ciclo di gestione dei disastri, è la preparedness, cioè la preparazione ad affrontare le crisi, e come anche alcune piccole esperienze che avevamo fatto insieme qui in tempi non sospetti possono aver aiutato lui e anche il suo staff in questo periodo tutt'altro che semplice. Quindi a te la parola, Silvio, e grazie per la tua partecipazione. Un saluto all'assessore Riccardi, al sindaco, al magnifico rettore e ai colleghi che partecipano a questo evento che ricorda una parte importantissima della storia recente del nostro Friuli. Tu hai citato il fatto che siamo in qualche modo affrontato questi argomenti. A questo punto forse vale la pena anche fare una disclosure e dire che in realtà queste riflessioni le facciamo insieme dentro un processo che poi ha caratterizzato come punto d'eccellenza la nostra azienda del Friuli Venezia Giulia, dell'ospedale di Udine,
che era l'esperienza della Joint Commission, dove una parte degli standard che ci venivano richiesti era proprio quelle di mettere sostanzialmente, affrontare e normare la presenza di emergenze o di situazioni di disastri. Questo è un elemento importante, e così come anche nella nostra regione abbiamo declinato spesso, cito alcune esperienze che mi sono note, ma ce ne sono sicuramente molte altre, quindi mi scuso in anticipo per quelle che non, anche di memoria non sono in grado di citare, ma penso anche a tutto il programma rischio clinico che è stato sviluppato all'interno del nostro Servizio Sanitario Nazionale, dove si prevedevano praticamente delle esercitazioni proprio per far fronte a situazioni di rischio. Il punto, e qui mi aggancio e comincio un po' a rispondere alla tua domanda, Stefano, rispetto alla differenza in qualche modo che ha caratterizzato l'esperienza del terremoto da questa esperienza. Io l'esperienza del terremoto l'ho vissuta, ero molto più giovane, fortunatamente più tempo, avevo 16 anni, ma l'ho vissuta molto intensamente. E la differenza importante è questa, o alcune delle differenze. La prima, questo non è un trauma puntuale, che si ripete ma puntuale, questo è un trauma che dura. Ormai è 1 anno e mezzo con cui conviviamo, fortunatamente adesso conviviamo un po' meglio, ma è stato un qualcosa che ha cambiato, sta cambiando le nostre vite pesantemente nella quotidianità. Il secondo elemento critico è che l'agente o il meccanismo che ha causato questo trauma, chiamiamola così la pandemia, è in una continua dinamica evoluzione che stiamo ancora studiando, stiamo ancora conoscendo. E quindi in realtà l'evento è stato un evento che ha richiesto una risposta di straordinario coordinamento globale. Tuttora oggi conosciamo degli elementi del virus, però stiamo con i nostri osservatori, con i nostri sensori, attentissimi a guardare l'emergenza di possibili nuovi varianti che potrebbero cambiare ulteriormente lo scenario. E quindi anche in una fase, diciamo, come questa, dove in qualche modo l'organizzazione è ben strutturata, comunque ci troviamo in un trauma che continua, perché comunque dobbiamo continuare ad adottare delle misure di precauzione, ma allo stesso tempo continua anche la sfida della ricerca, della conoscenza e quindi della risposta. Il terzo elemento è proprio la globalità. Questo trauma è vero che ha colpito la Cina sicuramente per prima. Dopodiché, diciamo, come paesi occidentali, l'Italia è stato il paese colpito duramente. Da Codogno in poi è stata, poi Euganeo, ma è stato un susseguirsi, è stata un'onda d'urto pesantissima. Ma in realtà, se all'inizio poteva pensare, qualcuno probabilmente ha anche pensato che fosse un problema confinabile all'interno dei confini di qualche comune, poi di una regione, poi di uno Stato, oggi sappiamo che il problema non è confinabile in un comune, se non per provvedimenti locali, sostanzialmente di contenimento temporaneo, è un problema globale. Tant'è che diciamo, e l'ho detto in maniera molto esplicita all'ultimo G20, non saremo tranquilli e sicuri fino a quando tutto il mondo non sarà in qualche modo, avremo sotto controllo questa pandemia. Il che ci pone in un'altra situazione, in una prospettiva di convivenza con questo tipo di situazione. Poi dirà il terremoto, in effetti, lo dico ovviamente facendo tutte le scaramanzie del caso, è un qualcosa che è un evento che può verificarsi, però in questo caso ci troviamo in maniera diversa, cioè la percezione che quando il problema è partito, poi è partito localmente, ma è diventato rapidissimamente globale, e tuttora è globale. E questo è un elemento, credo, da sottolineare. L'ulteriore elemento importante, questa pandemia, proprio per le caratteristiche che ha nel suo sviluppo e nella sua persistenza, sta toccando tutti, ripeto, tutti i settori del nostro vivere sociale. Certo, i più evidenti sono quelli della scuola, sono quelli della società, sono le modalità con cui non ci diamo più la mano, per fare un esempio molto concretamente, per non parlare della mascherina, o comunque per come ridefiniamo in qualche modo le nostre relazioni a valle di questo evento. In qualche modo ogni settore della nostra vita ha richiesto e richiede una riflessione.
Ed è vero che ovviamente il nostro obiettivo è di tornare quanto prima a una dimensione di normalità, ma è altrettanto vero che tutti gli studi e anche tutte le prospettive che ci vengono proposte a livello internazionale parlano di una normalità che però è preceduta da un aggettivo: nuova normalità. E questa nuova normalità sarà caratterizzata, non sappiamo bene ancora cosa, ma certamente porterà in sé le tracce, gli esiti, diciamo, le cicatrici per certi aspetti, speriamo anche le parti più nuove, più belle, che sono figlie dell'epidemia. Allora, partendo da questa differenza, che quindi in realtà è una differenza di scala, è una differenza di tempo, una differenza di persistenza, diciamo una differenza che in qualche modo tocca anche i contatti sociali, le modalità di relazione tra le persone, le modalità di aggregazione, in tutti i contesti, in tutte le religioni, in tutte le strutture sociali, politiche del nostro pianeta. Io credo che alcuni elementi possono far emergere e rafforzare un po' quanto tu dicevi dall'esperienza che è messa al terremoto. E credo che in una fase storica come quella che stiamo vivendo, quantomeno nei nostri paesi occidentali, questa epidemia è molto chiaramente, mostra in maniera chiarissima, in maniera proprio, se volete, più evidente di così, lo stretto legame tra il comportamento di ognuno di noi e il rischio che comporta per noi e per chi ci vive accanto. C'è la dimensione comunitaria. Noi non viviamo come isole, credo che ci fosse sicuramente il magnifico rettore, l'assessore, quando facendo quell'iniziativa all'interno di quella bella iniziativa che è il cantiere Friuli, poi lo riprenderò, parlavamo di welfare, di aspetti sociali e dicevamo che il tema sociosanitario, il rafforzamento del capitale sociale era un'emergenza. Lo dicevamo prima, molto prima della pandemia. Beh, questo lo sta rendendo evidentissimo. Provate a pensare anche al tema vaccini, al tema comportamenti. Anche un comportamento banalmente, se volete, superficiale nostro, soprattutto in una fase iniziale della pandemia, ma anche oggi, può comportare un aumento della circolazione dell'infezione, può comportare il fatto che una persona più fragile, che noi non conosciamo ma che incontriamo, può andare incontro a una complicanza seria e qualche volta purtroppo anche alla morte. Allora questo, il valore del ruolo della comunità, del nostro vivere sociale, della nostra responsabilità sociale è un qualcosa che sta emergendo a livello locale, ma sta emergendo anche a livello globale. Noi oggi in Italia viviamo fortunatamente una fase di relativamente controllata circolazione, forse tra le più basse in questo momento circolazioni di virus in tutta l'Unione Europea. Però se attraversiamo il Mediterraneo ci troviamo in una situazione completamente diversa, o se andiamo verso est ci troviamo in situazioni completamente diverse. E quindi in realtà siamo tutti permeabili, quindi questo ancora una volta ci riporta alla nostra responsabilità. Il secondo elemento importante che vorrei condividere come elemento nuovo, storicamente nuovo, anche se non nuovo nei consessi scientifici, e poi vi dirò l'evento anche che lo marcherà come lo sancirà sostanzialmente come elemento consolidato, è la percezione evidente da parte di tutti che i due pilastri, la salute e l'economia, tra loro sono inscindibili. Non c'è crescita economica, non c'è benessere se non c'è salute. Questo lo dicevamo nei nostri convegni di sanità pubblica. Oggi questo è evidente ai grandi leader della Terra. Voi sapete che il G20, che si concluderà il prossimo mese, la presidenza del G20 italiana si concluderà nel prossimo mese a Roma, e prima della giornata in cui si troveranno i primi ministri, i capi dei governi del G20, ci sarà 1 o 2 giorni in cui si istituirà un tavolo tra Ministeri della Finanze e Ministeri della Salute, come cabina di regia per affrontare questo tipo di emergenze. Beh, questa è una grande innovazione, perché passa un principio importantissimo. La salute non è solo un costo, soprattutto nella nostra economia è un costo. Immagino che l'assessore avrà in mente tutte le pressioni, le istanze che vive quotidianamente proprio per i costi, credo molto prima della pandemia, molto più di quanto possa avere adesso, ma sostanzialmente spesso abbiamo considerato investimento in salute e in sanità un costo. Oggi sappiamo che se non c'è salute e se non può esserci ricchezza, non ci può essere benessere neanche per la nostra economia. Ecco, questo è un passaggio credo molto importante
che informerà in qualche modo le modalità con cui andremo a fare la resilienza e a fare la ricostruzione. Il terzo elemento importante è la flessibilità e la condivisione. Sono due, flessibilità e condivisione. Abbiamo imparato che per rispondere efficacemente, quindi per essere preparato, dobbiamo essere flessibili. Provate a pensare semplicemente al modello produttivo che c'era prima della pandemia, che confinava in alcune aree del mondo la produzione, per esempio, di mascherine. Un bene che ha un basso valore, diciamo così, e che veniva affidato a zone del mondo dove il costo del lavoro è assolutamente molto limitato, insomma, quindi competitivo, diciamo, dal punto di vista. Noi in 4 settimane abbiamo dovuto cambiare un sistema produttivo. Noi in Italia, lo dico perché sono stato testimone di questo tipo di evento, ma questo vale per tutti i paesi ovviamente occidentali, abbiamo dovuto cambiare rapidamente e cambiare il sistema produttivo e portarlo a produrre 30-35 milioni di mascherine al giorno in 4 settimane. Questo dà l'idea del tipo di sfide che devi affrontare. E questo in qualche modo è il tipo di sfida che ti rimarrà come memoria, e quindi chiaramente anche quando non sarà necessario produrre 34, 35 o 30 milioni di mascherine al giorno. Però dovremo mantenere una capacità, in questo momento lo si sta facendo su scala europea con l'agenzia ERA, di poterlo fare e poterlo mettere in piedi in un tempo molto rapido, quanto è rapida la risposta che viene richiesta da una pandemia. L'altra cosa importante è il tema della condivisione. Questo l'hai parlato tu, Stefano, prima, lo voglio rafforzare. La scienza in questo caso è stato il motore, scienza e tecnologia sono stati i motori. Insieme alla finanza, diciamo, perché poi gli investimenti che sono stati fatti su questi settori sono, penso, una volta che verranno calcolati precisamente, straordinariamente rilevanti, nel senso che, però le scienze hanno fatto un passaggio importante. Provate solo a pensare, parlo per i colleghi che sono abituati a consultare le basi dati o comunque le library scientifiche. Oggi c'è questa library che sono i preprint sostanzialmente, no? Il Medrix, dove tu metti sostanzialmente immediatamente, appena sottometti un lavoro, questo è disponibile. E tutti leggiamo questo, anche ancora quando non c'è stato completato il ciclo di validazione. Questa informazione tempestiva è stata preziosissima, così come è stata preziosissima la capacità di trasferimento tecnologico dalla conoscenza direttamente, così come è stato preziosissimo il condividere le basi dati, per esempio del sequenziamento, e quindi tutti i sequenziamenti che vengono caricati. Ecco, questo è la chiave di lettura che ci consente oggi di guardare con più ottimismo alla possibilità di controllare. Infine c'è una novità ultima, e poi mi avvio alla conclusione, che in qualche modo dobbiamo sottolineare. Questa è la prima pandemia, per noi come generazione è anche l'unica, speriamo, che però viviamo in una dimensione di social media. Abbiamo vissuto, la comunicazione è stata un fattore determinante. Ora Stefano potrà insegnarci con una serie infinita di slide come la comunicazione siano dei must di ogni sistema di emergenza. Però la comunicazione come l'abbiamo immaginata e come anche spesso l'abbiamo insegnata Stefano era un'altra cosa. Oggi noi viviamo in una comunicazione che non è esattamente quel principio in cui in qualche modo si comunica e si condivide con la popolazione o con la popolazione target determinate informazioni. Oggi l'informazione è spontanea, oggi l'informazione nasce da tutte le parti, viene utilizzata non necessariamente su base scientifica, può essere strumentale, è determinante, influisce in maniera determinante sui comportamenti delle persone. E credo che la comunicazione sia forse il settore dove dovremmo investire di più in termini di studio e di analisi, proprio perché la domanda è come garantire una comunicazione efficace, qualificata, scientificamente corretta in un sistema che, uso un termine da sistema adattivo complesso, è sull'orlo del caos, non nel caos stesso. Quindi da questo punto di vista credo che questa sia un'innovazione e sia anche un tema rispetto al quale dovremmo studiare ed approfondire meglio. Come uscirne? Beh, come uscirne credo un po' la ricetta nasce anche da quanto abbiamo imparato, da quanto hanno ricordato rispetto all'onorevole Zamberletti e all'esperienza che ci sono tutta la classe dirigente del Friuli di quel tempo, ma io ricorderei anche tutti i movimenti che ci sono stati di
popolazione. Io al tempo ebbi la fortuna di partecipare all'Assemblea dei Cristiani, che fu indetta dalla diocesi di Udine e che vide 3.000 persone, tutte le parrocchie, lavorare per progettare, no? Per dare un contributo a chi era chiamato a decidere, e fu un grande momento di popolo, un grande momento partecipativo. Credo che quello che stiamo vivendo per vivere debba tornare ad essere delle forme appropriate, un grande momento partecipativo. Noi sappiamo però che oggi è importante avere dei dati, condividerli rapidamente. Sappiamo anche che è importante tradurre questi dati in policy, e qualche volta le policy e gli interventi devono decidere anche senza avere tutti i dati che vorrebbero. Spesso in questa pandemia abbiamo deciso sulla base, o è stato deciso sulla base di esperienza, sulla base di tradizioni, sulla base di, anche non avendo tutti i dati disponibili, perché spesso devi decidere senza dati disponibili. Sappiamo anche che, e quindi bisogna saper decidere usando uno strumento, usando la storia, e non dimentichiamoci che gli strumenti per gestire la pandemia sono nati nelle nostre terre, sono nati a Ragusa, sono nati nella Serenissima, sono nati a Venezia, sono nati tuttora, se si va a vedere per esempio a Pontebba, in altre zone che al tempo erano al confine della Serenissima, ci sono le aree dove si facevano le quarantene. In realtà il primo esempio di quarantene fu a Ragusa del 1377, ma era sempre Venezia. L'altra cosa importante è, l'ho detto, il mondo scientifico, perché senza ricerca e senza tecnologia questa risposta che stiamo facendo non è possibile. Il vaccino, è stato citato prima, è un evento straordinario, ma dobbiamo ricordare che è stato realizzato un vaccino ma efficace, no, sono stati realizzati più vaccini efficaci in un tempo inferiore all'anno, ma soprattutto sono stati resi disponibili in miliardi di dosi. E questo tipo di approccio, adesso come avete visto anche dalla stampa, i paesi più ricchi cominciano anche a, si vedono gli effetti delle campagne della donazione del programma COVAX, ma stiamo parlando di miliardi di dosi che vengono prodotti in tempi rapidissimi e in maniera sicura ed efficace. Al netto poi di tutte le incertezze o comunque delle ansie che nascono però da quel tema della comunicazione che dicevo prima, probabilmente sulla quale dovremmo ragionare. L'ultima partita che vorrei ricordare su questo è il tema delle risorse umane. Tutto questo è possibile, tutto questo, la tecnologia è importante, ma poi le persone fanno la differenza. E ora fanno la differenza le persone, in questo caso i medici, fanno la differenza i professionisti della salute, gli infermieri, tutte le figure sanitarie, fanno la differenza i volontari, fanno la differenza i volontari della protezione civile. E torniamo ancora una volta alla dimensione sociale. Avere queste persone preparate, pronte a rispondere anche alle emergenze più improvvise, anche quelle non attese, diventa il fattore di preparedness più importante, tra i più importanti, oltre ovviamente alla parte tecnologica e scientifica. E questo sostanzialmente ci riporta verso la prospettiva della ripartenza o comunque dello sviluppo. Prospettiva che vede nel nostro Servizio Sanità Nazionale un punto importantissimo. Oggi in tutte le regioni del Paese c'è sempre stata data una risposta, indipendentemente universale. Al meglio poteva essere data a costo di sacrifici personali. Questo è un valore importante e credo che vada rinforzato. Partendo da qui è chiaro che la prospettiva di ricostruzione, se il tema è la sfida globale, deve essere globale. Allora tu hai citato l'SDGs e credo che gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, quello è il frame, quelli sono gli indicatori, quelli sono i marcatori in un ideale dashboard, in un ideale monitor che ci dicono se stiamo portando le nostre società verso un miglior benessere, verso una salute e facendo questo anche verso la ricchezza. E parallelamente il tema della preparedness, cioè cogliere tutti questi aspetti che stiamo vedendo e abituarci a essere più flessibili, abituarci a immaginare la costruzione dei nostri sistemi economici e relazionali in maniera più flessibile e anche in maniera più distribuita, proprio per poter rispondere a livello regionale, parlo di regione, in questo caso macro, quindi a livello planetaria, in maniera tale da poter dare risposte. Perché dico questo? Perché è evidente che la capacità di risposta e di riconversione industriale è molto più facile e molto più efficiente da gestire in un sistema come può essere quello dell'Unione Europea, che mette assieme molti paesi, ma mette assieme quasi 400, quasi 500 milioni di abitanti, tra i più ricchi della terra. Credo che sia una grande opportunità e credo che in questo il nostro paese, ma anche l'esperienza della nostra regione, così come del Friuli e anche delle nostre università, possa giocare un ruolo importante. Mi scuso se l'ho fatta un po' lunga.
Grazie Silvio, perché hai posto sul tavolo non solo la concretezza del momento storico che stiamo vivendo, ma mi hai anche, come dire, alzato la palla per adesso passare ai successivi relatori, in particolare il nostro vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che come hai detto tu c'è bisogno di coordinamento e approccio interdisciplinare. Lui si è trovato a essere vicepresidente, assessore alla sanità e con delega alla protezione civile, tre pilastri che questo Covid hanno chiamato a operare contemporaneamente. Allora la domanda è come il fatto di poter portare in un'unica persona questo coordinamento ha funzionato o se ha, come dire, fatto la differenza rispetto a un potenziale approccio, diciamo, separato. E l'altro è dal punto di vista del decisore politico che deve prendere decisioni anche non semplici, in incertezza, come diciamo, il supporto scientifico in tutti i limiti che questo può avere ha aiutato e quali possono essere i suggerimenti, diciamo, in prospettiva per migliorare questo scambio sinergico tra questi mondi per affrontare le future crisi. Prego, Assessore. Grazie. Beh, intanto volevo esprimere la mia gratitudine per l'invito e anche per lo stimolo che avete posto. Mi sembra molto interessante questa esperienza e quindi io cercherò di raccontare un po' quello che ho vissuto io e che cosa penso di alcune cose. Peraltro Silvio Brusaferro, io non so se è stato lungo, io so che l'ho colto in tutti i passaggi che in qualche modo io mi ero segnato, quindi cercherò di entrare dentro rispetto agli stimoli e ai punti che secondo me lui ha toccato molto bene. D'altronde un uomo che si trova in quella posizione evidentemente le ha vissute moltiplicate 20 rispetto a come le abbiamo vissute noi. Allora, la prima considerazione che mi sento di fare è, sposando perfettamente quello che abbiamo ascoltato sia dal professor Casagli che dal professor Brusaferro. Il professor Casagli ha detto una cosa molto interessante: noi dovevamo capire dove era l'epicentro, e questo è il primo nodo. Qui non c'è un epicentro, perché c'è una diffusione di un fenomeno che ovviamente non può avere a che fare con un punto fermo. E l'elemento della globalità che richiamava il professor Brusaferro, in particolare una regione che ha non soltanto può avere dei sistemi di sorveglianza sanitaria diversi rispetto alle altre regioni, ma che ha inevitabilmente sistemi di sorveglianza sanitaria completamente diversi da quelli di due paesi che stanno ai confini, è evidente che questo determina la prima condizione di... Questa è una vicenda che è mancata nella nostra esperienza, quindi misurare l'andamento del contagio per i riflessi che abbiamo vissuto tutti con lo stesso dato, con lo stesso parametro, è determinante. E noi a un certo punto ci dicevano che misuravamo troppo, quindi avevamo il contagio alto perché misuravamo troppo. Secondo me noi abbiamo misurato quello che bisognava misurare perché quello che volevamo capire era il dato reale. Ed è un lavoro che stiamo continuando a fare. Quindi questi due elementi non sono banali. Qui non siamo davanti a un'esperienza che ha un epicentro e non siamo neanche davanti ad una vicenda che è riconducibile in un'area limitata per gli effetti e le misure che altri decisori e altri responsabili del governo di questa esperienza che abbiamo vissuto non erano le stesse. Quindi il tema della cooperazione rispetto a questo tema, qui questa vicenda l'Europa è sostanzialmente mancata. Cioè noi avevamo l'elemento dei flussi che arrivavano nel primo momento da un paese o dall'altro, c'erano meccanismi di sorveglianza completamente diversi tra di loro. Quindi credo che questo sia il primo elemento da considerare. Il secondo elemento, l'altro aspetto che secondo me va considerato è sicuramente l'esperienza, la grande esperienza che noi ci portiamo dietro del terremoto. Anch'io vedo qui Diego Carpenedo e approfitto per salutarlo come testimone di quella grande esperienza, come ha fatto bene il sindaco Fontanini a ricordare prima. È un pezzo di un fenomeno che sicuramente ha dato delle risposte importanti, simbolicamente importanti, tanto da prendere ad esempio,
ma quello è un pezzo di quell'esperienza che noi possiamo portarci dietro, non dico in una condizione statica, ma in una condizione che in questo momento ancora, dopo andando verso la fine dei 2 anni, non è ancora statica. Cioè io penso che il grande sforzo che noi abbiamo davanti, c'era uno sforzo complesso nell'esperienza del terremoto, ma il primo elemento era la ricostruzione, ma era una ricostruzione prevalentemente materiale. Noi oggi siamo davanti ad una ricostruzione, a mio parere, immateriale, che è molto più complessa per gli effetti che ha prodotto e sta continuando a produrre. La figlia del sindaco Amatrice è un esempio probabilmente più semplice, più grezzo, se vogliamo dire, del fenomeno che abbiamo di fronte. Allora, io penso questo, la mia esperienza è stata questa. La cosa più difficile che noi abbiamo vissuto è stata quella di comunque essere costretti ad assumere delle decisioni, e queste decisioni avevano sostanzialmente 3 elementi di pressione. C'era la pressione di chi doveva garantire le cure, che ovviamente ha una sua lettura. C'era la pressione dell'elemento del sistema economico e c'era l'elemento della pressione sociale. Allora, il punto di equilibrio che tu trovi nelle decisioni che devi assumere è frutto inevitabilmente del patrimonio di informazione che tu riesci ad avere a disposizione ed il tempo con il quale tu riesci ad averlo. Questo è stato uno sforzo difficile, sul quale noi dobbiamo probabilmente fare degli sforzi importanti sotto il profilo della capacità di avere questo grande patrimonio. Poi la mia esperienza si limita ovviamente, come il professor Grimas ha ricordato, sulle 2 deleghe che non so se fortunatamente o sfortunatamente Massimiliano Federica il giorno dopo le elezioni mi ha affidato. Però la mia esperienza è questa, cerco di semplificare per non sovrappormi a molte considerazioni che ho ascoltato e che condivido. La prima, noi abbiamo un sistema di protezione civile, credo, non secondo a nessuno, ma strutturalmente organizzato sui profili di rischio fisico. Siamo stati comunque straordinari con l'elemento della grande cooperazione con i comuni, nel distribuire i nostri volontari all'interno del territorio regionale, a cercare di far capire quello che potevamo cercare di far capire rispetto anche a quello che conoscevamo. Però noi abbiamo fatto dei grandissimi investimenti sulla struttura che ha il rischio idrogeologico, sismico. Questo non ha a che fare solo col meccanismo dei volontari, ha a che fare con una importante, al di là delle appartenenze politiche, processo di investimenti che negli anni, vedo qui Franco Jacob, quindi anche lui fa parte di quella generazione. Non c'è stata mai una distinzione tra le appartenenze politiche sugli investimenti del sistema di protezione civile, ma quello è avvenuto prevalentemente sulla scorta dell'esperienza del terremoto. Cioè significa che noi al mare cerchiamo di capire cosa succede se c'è l'acqua, se c'è in montagna c'è un problema di rischio idrogeologico, c'è il bosco, c'è l'incendio. Ecco, questi elementi noi possiamo dire che l'esperienza di questa regione e gli investimenti nel tempo che sono stati fatti, anche formativi rispetto al sistema dei volontari e delle competenze professionali che stanno all'interno del sistema di protezione civile, secondo me noi siamo strutturati, ma l'emergenza sanitaria è un'altra cosa. Cioè una cosa che si aggiunge rispetto a questo. E quindi io penso che oggi il sistema di protezione civile, io penso anche avendo un po' di orgoglio in più rispetto ad altri, anche per la storia che abbiamo, possa in qualche modo dover rivedere alcune dotazioni, alcune regole, alcuni percorsi di natura formativa, su quali io considero l'università un partner, lo sapete cosa penso, l'abbiamo detto, ho visto professori riusciti prima, ci siamo lasciati prima della pandemia con un percorso, ci troviamo con un altro che probabilmente è moltiplicato per 3-4, però è sempre lì. Ecco, quindi credo che questo sia un fatto importante. Poi consentitemi, se sono provocatorio, perché in un'aula di questo genere, con una platea così qualificata di questo genere, io mi permetto di fare una provocazione forte. Perché penso che bisogna avere il coraggio di dire le cose. Il Presidente del Consiglio l'altro giorno ha detto una cosa importante. Ha detto che bisogna fare delle cose, al di là della popolarità e del risultato di popolarità che ti danno le cose che fai. Allora, penso che l'esperienza che ci lasciamo non ancora alle spalle, sulla quale tutti quanti abbiamo cercato di fare quello che sapevamo fare nel miglior modo possibile.
perché questa è la verità. Noi abbiamo avuto una grande generosità, una grande passione e anche una grande solidità del servizio sanitario di questa regione. Quindi noi dobbiamo rendere gratitudine a tutti coloro che sono impegnati nel fare questo importante lavoro. E quindi nel contesto però dei processi organizzativi l'elemento della multidisciplinarietà diventa determinante. Noi ancora nei nostri processi organizzativi continuiamo a ragionare per compartimenti verticali. L'esperienza di questa pandemia ci ha insegnato che il processo verticale non può essere in grado di dare una risposta nella sua dimensione e nella velocità che diventa funzionale alla conseguenza di quel tipo di risposta. Ecco, su questo noi dobbiamo fare dei salti in avanti coraggiosi. E fare dei salti in avanti coraggiosi ogni tanto significa anche rimuovere delle cose che esistono e si fa così perché si è sempre fatto così. Allora, vedete, io su questo mi permetto di dire provocatoriamente, poi mi scuserete se vi devo lasciare in anticipo perché andrò a parlare di queste cose in un seminario ad Asiago, che è Motore Sanità, che riunisce un po' tutti gli assessori regionali della salute. Allora, la mia domanda, io ho due domande alle quali non ho presunzione di dare delle risposte, in particolare in un'area alla presenza qualificata di molti accademici, anche se personalmente alcune risposte le ho. Allora, noi rispetto a quello che è accaduto innanzitutto dobbiamo fare la distinzione che la sanità è una cosa e la salute è un'altra, è una cosa un po' più grande, perché nell'effetto del governo delle cose che stiamo cercando di risolvere vale molto più il concetto di salute, perché è molto più esteso e ha a che fare con alcune questioni che semplificandole il sindaco di Amatrice ce l'ha ricordato. E su questo la mia domanda è: ma il modello che fortunatamente ha tenuto, fortunatamente ha dato delle risposte, ma se il modello verso il quale tutti tendiamo a guardare, cioè io non credo che il post-Covid ci consegni una ricetta di revisione del sistema del Servizio Sanitario Nazionale diverso dalle condizioni che avevamo prima della pandemia. Sono convinto di questo. Allora, vado a titoli. Allora, il primo titolo è il rapporto tra l'ospedale e il sistema territoriale. Se noi avessimo avuto un sistema territoriale molto più forte, probabilmente non avremmo mandato in crisi o avremmo rischiato di mandare in crisi il sistema ospedaliero e probabilmente avremmo trattenuto molte cose sul sistema territoriale. Il punto più critico che noi abbiamo avuto a un certo punto è stato quello delle attività delle cure intermedie, cioè le persone alla fine che non serviva restassero dentro gli ospedali dove non c'erano le strutture. Quindi, prima grande questione sulla quale ancora ci stiamo girando attorno, al di là delle appartenenze politiche, perché non faccio ragionamenti di questo genere perché credo che la ricetta sia unica. Quindi il primo tema è questo, che introduce altri due elementi importanti, quindi il concetto di prossimità e soprattutto il concetto di appropriatezza. Cioè l'appropriatezza è la grande vicenda attorno alla quale questo Paese fa un salto di qualità, o altrimenti rischia di distinguere le persone che non rispondono a quello che stabilisce la nostra Costituzione, cioè di poter garantire le cure a tutti. E qui probabilmente proprio in termini di prevenzione c'è un grande capitolo aperto, secondo me, di un grande progetto di promozione di salute, il quale probabilmente potrebbe dare in questa regione delle risposte che oggi non riusciamo in qualche modo a declinare rispetto al perché siamo 5, 6, 7 punti in meno rispetto alla media nazionale sull'adesione alla campagna vaccinale. Io sono convinto di questo, perché la appropriatezza poi determina la condizione ovviamente di sostenibilità, che noi abbiamo imparato a declinare come un elemento di risorse economico-finanziarie. E non ci siamo resi conto nel tempo che oggi, questo è certificato dalle cose che sono accadute, la nostra grande priorità è sicuramente la disponibilità delle risorse economiche e finanziarie con i maggiori investimenti e anche una redistribuzione di questi investimenti nell'assetto del sistema sanitario pubblico. Ma la grande questione è il capitale umano, l'ha detto molto bene il professor Brusaferro. E qui anche su questo probabilmente dovremmo farci delle domande. I meccanismi di formazione,
i meccanismi di accesso alla formazione, i meccanismi di accesso all'abilitazione professionale, le multidisciplinarietà, le discipline che sono nate nel tempo in maniera, si sono moltiplicate. Cioè, a un certo punto tutti quanti sapevamo che avevamo fortunatamente una società che viveva 20-30 anni di più e non ci siamo preoccupati di adeguare il sistema ad una società che viveva 20-30 anni di più, fortunatamente. Ecco, io penso che il Covid abbia esploso questa cosa, ma alla fine se tutti quanti ci domandiamo quali sono le ricette con le quali noi facciamo fronte a questo in modo migliore, più forte, più resiliente, io non credo che escano ricette diverse rispetto a quelle che immaginavamo prima. Ultima cosa che mi sembra abbastanza importante, io ho imparato due cose. Noi dobbiamo rivedere il rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale, perché se non rivediamo questo tipo di rapporto è evidente che il primo fronte della prossimità con io che faccio strade e faccio traffico nella vita, noi diciamo la laminazione del traffico. Cioè se tu non lamini la domanda, che poi determina elementi di sostenibilità, di appropriatezza, è chiaro che tu rischi di non riuscire a fare questo. L'altro elemento che è mancato, in maniera evidente, è stato il ritardo sul processo di digitalizzazione. E quella cosa lì ha costato in termini di patrimonio di informazione e di velocità di informazione a disposizione per assumere quelle decisioni su quali tu dovevi decidere. Ecco, questa è la mia esperienza che conclude con una riflessione, poi davvero scusate se sono stato lungo e mi dispiace anche lasciarvi perché ascolterei molto volentieri delle cose perché avrei sicuramente molto da imparare. Perché tutto questo fino adesso è avvenuto? Allora, siccome qui siamo, magnifico, a casa tua, ecco, io penso sia importante, a fronte della declinazione di alcune cose che possono avere delle sfaccettature diverse, ma sostanzialmente i titoli sono quelli. Allora, perché questo ritardo? Perché i portatori di interesse, il sindacalismo territoriale, le organizzazioni di categoria, cioè, non fatemi andare avanti perché altrimenti già ne vicini ho tanti. Ecco, allora io penso che una vicenda decisiva sia quella di capire di come noi rimuoviamo questi ostacoli che fino adesso hanno determinato un ritardo in questo processo. Questo significa assunzione di responsabilità, quindi questo significa dire che se tu hai il Green Pass vai da qualche parte oppure no, e che se l'adesione vaccinale sarà quello che sarà alla fine, probabilmente qualcuno sarà inevitabilmente costretto a dirti guarda che ti devi vaccinare. Ecco, io penso, questa è l'esperienza che porto con me, è che o noi riusciamo, e questa è una regione che ha una dimensione giusta, ha le risorse che hanno già dimostrato la qualità professionale giusta, per cercare prima di tutto di partire da qui, cioè di partire da quel presunto portatore di interesse che alla fine rischia di essere un portatore di interesse soltanto esclusivo della posizione che porta con sé e non ha una visione comune della sostenibilità complessiva. Perché se noi non riusciremo a fare questo tipo di operazione, alla fine noi divideremo il benedetto articolo 32, che nessuno ce lo tocchi, tra chi lo potrà fare e chi non lo potrà fare. Scusate se sono stato lungo e spero di aver colto le domande che mi ha posto. Grazie Vicepresidente, grazie anche per questa visione di come dire, trasferimento di esperienza dal terremoto alla parte gestionale e decisionale del Covid. L'altro elemento che il professor Brusaferro ha posto sul tavolo è il tema dell'economia e del mondo del lavoro. Quindi adesso passiamo la parola al Presidente di Confindustria Udine, ponendo due temi che anche il professor Brusaferro ha citato e che anche un po' nella presentazione iniziale ho toccato io. Il tema dell'importanza del ruolo dell'economia assieme alla sanità in questo caso e all'epoca della ricrescita dopo il terremoto, ma in un contesto che oggi è globale e fortemente incerto. Quindi questa sfida che oggi il mondo del lavoro deve affrontare, dell'incertezza, del muoversi in un contesto che è fortemente globalizzato e incerto, e che col Covid diciamo ha messo a nudo tutta una serie di problematiche di business continuity, non sapere come in qualche modo
continuare con le proprie attività anche in una logica di pianificazione, come è stato vissuto, che cosa ha insegnato e che cosa può, leggiamolo in positivo, poter aver già insegnato al mondo imprenditoriale. Prego. Grazie professore, grazie innanzitutto per aver organizzato questo scambio di idee, grazie al padrone di casa. Forse io sono un po' diversa rispetto a chi ha parlato prima di me, perché io il terremoto non l'ho vissuto, quindi lo conosco per sentito dire, lo conosco per i racconti, lo conosco per certe fotografie che ho visto, ma forse fortunatamente non ho questo trauma, diciamo. Ma per ritornare alla sua domanda, che è piuttosto ampia, e quindi non andrò per quelle che ritengo essere le priorità, perché molte sono già state messe sul tavolo, ma cerco di aggiungere magari qualche spunto di riflessione in più. Sicuramente cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che tutto può succedere, non possiamo dare nulla per scontato, perché un virus può sfuggire da un laboratorio in una cittadina di periferia della Cina, può propagarsi per tutto il pianeta, contagiare 250 milioni di persone e causare al momento 5 milioni di morti. Ci ha anche insegnato che mettendosi insieme possiamo trovare un vaccino in meno di 12 mesi, come giustamente si è detto prima. Ma per guardare dal punto di vista dell'impresa, quindi dell'economia nello specifico, c'è un qualcosa di estremamente diverso rispetto al passato. Prima noi eravamo abituati a vedere la crisi come una crisi di domanda, ovvero non c'era il consumatore che richiedeva i prodotti. Oggi tutto questo si è ampliato all'economia reale, quindi c'è una crisi di domanda e c'è una crisi di offerta. Non ci sono i prodotti da vendere anche se il cliente li richiede. E quindi c'è una modifica sostanziale in quello che è il rapporto fra cliente e fornitore, quindi nella gestione del purchasing e nella gestione del procurement, come li chiamiamo noi. Prima noi siamo tutti abituati a dire customer is king. È assolutamente quello che decide il prezzo, perché ci mette in competizione fra di noi e ci sprona ad abbassare i costi, è quello che decide i tempi, è quello che decide i metodi. Non è più così, perché se il nostro cliente non ha a disposizione il bene che richiede, allora ecco che il potere contrattuale passa al fornitore, che può decidere per la prima volta a chi fornire, a quali clienti fornire. Quindi questo potere ha fatto sì, ha rimesso sulla tavola l'enorme valore della relazione. Quindi si passa da un'economia, viene chiamata di sfruttamento, ma non mi piace tanto questa parola, perché vuol dire anche altre cose. Forse è meglio chiamarla di speculazione, un'economia di speculazione che aveva il costo all-in, quindi il prezzo del prodotto finito come principale valore. Quindi le imprese andavano a produrre dove il costo del lavoro era più basso, andavano dove il costo delle materie prime era inferiore, dove c'era disponibilità di energia, di gas, eccetera. E oggi non si può più ragionare in questo modo. Oggi bisogna instaurare una relazione anche col fornitore che non fa il prezzo più basso a parità di costi. Non a parità di costi, a parità di qualità del prodotto, a parità di qualità della fornitura. Oggi bisogna cercare l'affidabilità e se io instauro una relazione di un certo tipo col mio fornitore, quindi necessità di capitalizzazione della piccola impresa, necessità di sviluppo e di traino della supply chain, comunque qualsiasi tipo di supporto che io posso dare in un momento nel quale il fornitore ha bisogno, allora il fornitore si ricorderà di me e sceglierà me quale cliente finale nel momento di crisi di offerta. E questo secondo me è uno dei cambiamenti epocali che abbiamo all'interno della nostra economia e che dal quale non si tornerà indietro. Altri cambiamenti, cose che abbiamo imparato, è sicuramente anche il rapporto fra politica ed economia, perché fino a ieri, chiamiamolo ieri per identificarlo,
l'economia comandava, dava la direzione, la politica andava dietro, cercava di sostenerla con più o meno successo, diciamo, e oggi questo è anche cambiato, perché la politica entra in gioco per cambiare il corso dell'economia e di conseguenza si ritorna ad avere la necessità di ruoli tecnici in politica, di credibilità, non basta più il consenso come prima. Quindi forse questo ci aiuterà anche anzi sicuramente ci aiuterà nello sviluppo di una classe politica di un certo tipo, anche se come sai, Vicepresidente, io su di te apprezzo assolutamente tutto il lavoro che hai fatto, quindi non fai parte di questo ragionamento. Guardiamo anche per esempio quello che è successo agli Stati Uniti d'America pochi giorni fa, quando il Presidente ha dichiarato il più grande piano di investimento infrastrutturale per lo sviluppo del paese, 3 trilioni di dollari di investimento. E come verranno procurati questi trilioni di dollari? Sicuramente attraverso la leva monetaria, loro possono permettersi di stampare moneta e lo faranno. Ma non solo, è stato anche dichiarato che verranno tassate le imprese che hanno fatto i maggiori profitti da questa crisi. Quindi per la prima volta si va a cercare di colmare, seppur in minima parte, ma si inizia a parlare della necessità di colmare il gap fra chi ha goduto della crisi e chi ha subito la crisi. Anche questo è un cambiamento. E non solo, si va a parlare di tassazione di patrimoni di coloro che hanno goduto della crisi, ma questa proposta non arriva da un estremista di sinistra, arriva dal Presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi ci deve fare decisamente riflettere questo tema. Dopodiché lei mi ha chiesto, professore, come facciamo in questo momento di incertezza, come facciamo a affrontare il cambiamento che abbiamo di fronte? Beh, sicuramente l'unico modo per affrontare il cambiamento è gestirlo, quindi non farsi gestire. Come fare? Ci sono, ovviamente parliamo di innovazione, parliamo di trasformazione tecnologica, tutto quello che la Commissione europea ha messo sul tavolo per la distribuzione dell'ingente somma di risorse che sono disponibili, quindi transizione ecologica, green, sì, ma non a qualsiasi costo, solo con sostenibilità sociale. Il fatto dell'inclusione, eccetera. Quindi la direzione sappiamo quella che è, non c'è incertezza sulla direzione, c'è incertezza sul metodo, c'è incertezza sui tempi. E quindi cosa deve cambiare? Ho pensato a un paio di argomenti principali che ancora non sono stati messi sulla tavola in maniera dettagliata, anche se sono stati citati. Innovazione, sì, ma cosa significa? Noi siamo abituati come impresa a parlare di innovazione di prodotto, innovazione di processo, normalmente diciamo. Oggi si deve parlare di innovazione nel metodo di stimolo dell'innovazione. Perché se noi non cominciamo veramente a dare la possibilità alle nostre risorse umane, che come giustamente hai detto tu, Vicepresidente, tornano ad essere al centro, di avere il tempo e di avere il modo di innovare, e allora non ci arriveremo mai. Quindi si parla di innovazione di flussi di comunicazione, si parla di innovazione nella gestione del controllo, di innovazione nella catena gerarchica, nella struttura gerarchica delle imprese, di innovazione nella valutazione delle performance, che sono sempre più interdipendenti fra loro, e quindi è sempre più difficile andare a dare una valutazione ad una risorsa dalla quale non dipendono totalmente determinate performance. Anche qua bisogna cercare delle soluzioni che non sono di facilissima identificazione. E questo per parlare dell'innovazione. Il secondo tema che ritengo interessante è la formazione.
metodo di formazione. Si dice che l'impresa per restare sul mercato deve avere un vantaggio competitivo sostenibile. Per avere un vantaggio competitivo sostenibile deve essere flessibile e adattabile ai cambiamenti, l'abbiamo detto in più lingue e da più punti di vista. Se l'impresa deve essere così, che è corretto per restare sul mercato, come facciamo a pensare che il sistema formativo sia statico e ragioni in ottica, come dicevi tu, verticale? Pensiamo che la riconversione del lavoro oggi avviene ogni circa 8-10 anni, si arriverà a una riconversione del lavoro ogni 5 anni. 5 anni l'iter universitario significa che uno studente che entra in azienda avrà delle competenze basate su metodi di insegnamento che sono già obsoleti. Quindi come facciamo a risolvere questa problematica? Sicuramente con il rapporto impresa-scuola. Deve essere sempre più interdipendente, ma dobbiamo pretendere che lo sia. E quando parlo di scuola non intendo studenti e imprese, intendo scuola nella sua totalità. Per esempio anche l'insegnante, il docente che insegna, che istruisce i nostri ragazzi, anche lui deve modificare, anche questa forse è una provocazione, ma deve modificare il suo metodo di insegnamento al modificarsi dell'ambiente esterno, al modificarsi delle necessità di domanda di lavoro che le imprese hanno. Altrimenti continueremo ad avere questo enorme scollamento fra domanda e offerta di lavoro che ci ritroviamo oggi e non riusciremo ad uscire da questa impasse. L'ultimo tema, l'ultimissimo tema, perché ritengo anche questo sia importante, si parla di metodi, si parla di settori, si parla di campi, si parla di formazione e poi vediamo che negli ultimi 13 anni abbiamo perso il 30% di nati in Friuli Venezia Giulia. Quindi oggi il problema non dovrebbe essere solo come formiamo. Chi formiamo? Non c'è più nessuno da formare a brevissimo e questa è una catastrofe che sta per scagliarsi su di noi. E quindi innanzitutto la Regione dovrebbe aiutarci un po' di più ad importare. Questo è un concetto sul quale mi sto un po' scontrando ogni tanto, non con te. Ma perché vedo che si dice prima l'Italia, sì, prima l'Italia se c'ha da dare quello che ci serve, se non ce l'ha dobbiamo comunque rispondere alle esigenze. E come facciamo a uscire da questa impasse? Supporto alla natalità e supporto alla famiglia. Io quando faccio questo discorso, sarà perché sono una donna e fa un discorso da donna, non ho ancora ben capito qual è la cosa che stride nelle risposte che mi vengono date. Mi dicono pure la von der Leyen ha 7 figli. Io rispondo sì, anch'io ne ho 3, quindi sicuramente sono una persona che alza la media, ma non credo che siamo dei metri di paragone che possano essere usati come benchmark, perché fino a quando per una famiglia, per il bilancio economico di una famiglia, non è economicamente sostenibile che la mamma vada a lavorare, fino a quando quel bilancio sarà negativo nel momento in cui la mamma va a lavorare, non usciremo da questa impasse. E oggi è assolutamente così. Grazie. Grazie Presidente. Allora, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, quindi adesso ringrazio i relatori e facciamo il cambio con il secondo giro di tavolo, quindi invito i 3 professori, anche tu Michele, e passiamo alla seconda parte. Vi chiederei di stare un po' nei tempi stretti nei vostri interventi in modo tale da lasciare poi alla fine anche un minimo di spazio alle eventuali domande o commenti. Quindi dopo questa carrellata è stato toccato più volte il tema della flessibilità e l'esigenza di muoversi all'interno di regole o comunque schemi che devono comunque porre anche dei paletti e dei limiti, e quindi tocchiamo il tema della legislazione, che ha avuto un ruolo importante dopo il terremoto, ma se ricordiamo c'erano anche molti
provvedimenti legislativi che dicevano in deroga alle norme generali vedete di trovare delle soluzioni che possono essere, diciamo, adattabili al caso specifico. Quindi il tema che io adesso vorrei porre alla professoressa Elena D'Orlando è come possiamo immaginare, anche grazie all'esperienza della pandemia Covid, un sistema legislativo che consenta un minimo di flessibilità o la giusta flessibilità in condizioni di crisi o di emergenza, che nello stesso tempo però come dire, definisca i paletti oltre i quali non si deve andare. Questa è un'altra sfida che penso nel vostro settore giuridico è sul tavolo ed è stata posta in modo molto evidente da questa pandemia. Prego Elena. Grazie. Ti ringrazio anch'io, così come ringrazio il nostro magnifico rettore per aver organizzato questo evento, e devo dire che nella tua relazione introduttiva hai veramente tracciato i contorni di un puzzle nel quale mi sono pienamente riconosciuta, e anzi dovremmo sviluppare qualche riflessione magari insieme per il futuro. Sì, indubbiamente chi come me studia le istituzioni e studia la pubblica amministrazione questi problemi se li pone. Prima di rispondere però alla tua domanda è necessario, per correttezza dell'approccio scientifico, fare una breve premessa, perché paragonare la situazione del nostro ordinamento giuridico nel 1976 e oggi non è possibile, cioè sono due situazioni non comparabili. Nel 1976, e prendo la prospettiva regionale, tutte le regioni, ordinarie o speciali che fossero, si trovavano con competenze legislative e amministrative molto ridotte. Mi limito a ricordare che vigeva il principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, per cui tu tanto potevi legiferare quanto potevi amministrare, punto. Altra questione, la funzione statale di indirizzo e coordinamento era talmente pervasiva che finiva per annichilire ogni spazio dell'autonomia regionale, anche laddove c'era. Senza contare poi che i rapporti tra eletti ed elettori, sì, c'erano, però tutto sommato c'era una centralità degli organi assembleari, non c'era allora gran protagonismo degli organi esecutivi. E tutto questo annacquava, in un certo senso, tutto il tema della responsabilità e di quella che oggi chiameremo l'accountability. Ecco, questo proprio in estrema sintesi. E nel 2021 che situazione ci ritroviamo? Una rivoluzione copernicana c'è stata, innanzitutto perché tutte le regioni hanno acquisito molte competenze sul piano legislativo e sul piano amministrativo. In particolare la nostra regione ha visto l'approvazione di diverse disposizioni di attuazione dello Statuto speciale che ci hanno consentito di acquisire competenze, direi, strategiche per quanto riguarda il tema di cui stiamo parlando. E poi c'è stata la vera e propria rivoluzione copernicana dell'introduzione del principio di sussidiarietà, sia nella sua dimensione verticale, che vuol dire che adesso non è più l'eccezione ma è la regola che le funzioni amministrative devono essere allocate in capo al livello di governo più vicino al cittadino. E anche la sussidiarietà orizzontale, che vuol dire che il pubblico deve intervenire fin dove serve, ma anche il privato ha un ruolo di protagonista. Per quanto riguarda per esempio i paradigmi del diritto amministrativo, ricordo tutto il tema dei partenariati. E un altro principio che è diventato stella polare stabile, che illumina e guida le relazioni tra i vari livelli di governo di cui si compone il nostro ordinamento, è il principio di leale collaborazione. Quindi diciamo, e a questo, se vogliamo, per chiudere diciamo in modo simmetrico il discorso che facevo prima, è stata introdotta l'elezione diretta degli organi di vertice degli esecutivi, sindaci, presidenti di provincia quando c'erano, presidenti di regione. E questo determina, per l'appunto in termini di accountability, un inevitabile protagonismo degli esecutivi. Quindi, come voi capite da questi cenni veramente zippati, siamo davanti ad un altro mondo. Ora, se questa è la premessa doverosa,
che attualità può avere ancora il modello Friuli? Come giustamente è stato sottolineato più volte anche da te all'inizio, effettivamente il modello Friuli è stato un modello antesignano proprio di sussidiarietà e di leale collaborazione. Principi che, come dicevo, adesso si sono stabilizzati nel nostro ordinamento. Hanno attecchito? Abbastanza. Se volessimo pensare adesso ad un modello emergenziale che viene molto citato, mi viene in mente, tanto per fare un esempio relativo al tema delle infrastrutture, che penso sia un tema particolarmente rilevante perché gran parte delle risorse del Recovery Fund saranno destinate a colmare proprio il gap infrastrutturale che rende poco competitivo il nostro paese, chiusa parentesi. Dicevo, un modello di cui si è molto parlato nel recente passato è il cosiddetto modello Genova. Un modello che mutatis mutandis ricorda molto il modello Friuli. Perché? Perché il modello Genova essenzialmente ha funzionato per 3 ragioni fondamentali. La prima ragione è l'estremo coinvolgimento e l'estrema collaborazione che si è creata tra tutti i soggetti a vario titolo interessati alla ricostruzione delle infrastrutture. Leale collaborazione. Inoltre è stata fatta in quel caso la scelta molto felice di identificare le figure commissariali, ne sono state create 2, con amministratori locali, sindaco di Genova, presidente della regione Liguria, principio di sussidiarietà. Terzo elemento, importantissimo, in base al decreto legge che ha dato vita al cosiddetto modello Genova, i commissari potevano operare in deroga al codice dei contratti pubblici, cioè al codice degli appalti. Quindi ritorna quello schema di legislazione in deroga che infatti tu ricordavi all'inizio. Non è un caso che il governo Draghi, infatti, appena insediatosi, ha dichiarato di voler replicare questo modello organizzativo per quanto riguarda la gestione del Recovery Plan. Mi limito a ricordare a questo proposito che la governance del Recovery Plan è una governance molto articolata che si sviluppa essenzialmente su 3 livelli. C'è una cabina di regia che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha la funzione di indirizzo politico e quindi di dettatura delle direttive di fondo. C'è poi la Ragioneria Generale dello Stato, altro livello, che ha il compito di monitoraggio e di controllo, ma tutta l'attività di realizzazione delle opere, e saranno per lo più opere pubbliche, che riguarderanno l'attuazione del Recovery Plan, è demandata a regioni ed enti locali, salvo alcune cose che interessano esclusivamente i ministeri. Quindi per la pubblica amministrazione si tratta di una sfida colossale che andrà ad impattare sull'organizzazione, sull'azione amministrativa e che quindi richiederà dei processi di semplificazione drastici, che andrà ad impattare sui rapporti Stato-Regioni. E qui vedremo quale sarà l'oscillazione del pendolo del nostro regionalismo, cioè vedremo se continuerà ad oscillare verso il polo dell'accentramento, quindi sarà tratto da quelle forze centripete che per la crisi economico-finanziaria prima e per quella pandemica poi hanno ridotto drasticamente gli ambiti di autonomia regionali, oppure oscillerà verso un polo di maggiore decentramento. Non solo, ma questo sarà un test, chiamiamolo così, eccezionale, emergenziale, quello della fase della ripresa, anche per capire quale sarà la forma del nostro regionalismo pro futuro. Perché se c'è un dato certo è che il Recovery Plan non potrà essere attuato senza il concorso fondamentale di regioni ed enti locali. Il punto è come li si vorrà coinvolgere. Li si vorrà coinvolgere in un'ottica di cooperazione e quindi andremo verso un modello di federalismo cooperativo, che quello per intenderci che caratterizza da sempre il modello federale tedesco,
che sappiamo che frutti ha dato anche durante la gestione della pandemia. E qui non entro nel tema infinito di tutta la querela Stato-Regioni sul tema della gestione della pandemia. Oppure si andrà invece verso un modello di rigida suddivisione delle competenze che come criteri, diciamo, di riferimento a quello della dimensione degli interessi e delle opere da realizzare, quindi si avvia verso un modello più competitivo. Quindi i quesiti e le sfide sono molti. Per quanto riguarda in concreto la nostra regione, perché penso che sia interessante focalizzarsi su questo per replicare un eventuale modello Friuli, io penso che intanto ci stiamo avviando su una buona strada, nella misura in cui la regione decide di chiedere allo Stato competenze strategiche per quanto riguarda la gestione in maniera appropriata di queste situazioni eccezionali. A breve, nell'ambito della Commissione paritetica Stato-Regione che ho l'onore di presiedere, chiederemo l'acquisizione alla Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza in materia di appalti. E questo secondo me sarà un passaggio di fondamentale importanza, perché si tratta di una materia nella quale, certo con pazienza, e non senza difficoltà, si potrà finalmente cominciare a ragionare di vera semplificazione. Seconda cosa, qual è il paradigma normativo, per venire poi al cuore della tua domanda, che il legislatore regionale dovrà prediligere? E anche qui ritorno su concetti che mi fa molto piacere, sono già stati espressi da chi mi ha preceduto. Sicuramente un paradigma normativo di tipo flessibile, in cui la fonte primaria, la legge, si limita a fissare i principi quadro della disciplina, demandando poi l'attuazione di dettaglio a fonti secondarie e a quella galassia di atti, di documenti che tu stesso citavi come fondamentali per la riuscita allora del modello Friuli, che noi giuristi latamente riconduciamo alla galassia del cosiddetto soft law, cioè quell'insieme di strumenti che consente la naturale modellazione della normazione al variare delle circostanze. In altri termini, alcuni dei miei colleghi e io anche definiamo questo approccio quello di evidence-based policy making, cioè un ruolo in cui l'elemento tecnico, di cui bisogna tenere conto e che è sempre in continua evoluzione, aiuta il legislatore ad accettare quel rischio, che non è banale, lo abbiamo visto, di adottare a volte delle decisioni politiche, quindi degli atti normativi, pur senza riuscire a governare completamente la materia. E il riferimento ovviamente, per chi l'ha letto, è alla Risikogesellschaft di Ulrich Beck. Inoltre un modello normativo che può essere anche temporaneo. La dottrina anglosassone ci insegna ad inserire in determinate fonti normative che devono governare situazioni emergenziali particolari, quelle che loro chiamano le sunset clauses, cioè le clausole che invitano, a seconda dei casi, o obbligano il legislatore a rivedere una certa normazione alla scadenza di un determinato termine. E poi soprattutto, e qui chiudo, deve essere un paradigma normativo plurale nella legittimazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che deve essere un processo normativo partecipato da chi? Essenzialmente dal sistema delle autonomie locali, sia nella fase ascendente, oltre che nella fase discendente, che deve essere partecipato dalla comunità, mediante l'iniezione attraverso all'interno dei procedimenti normativi di istituti di democrazia partecipativa. E anche qui le esperienze comparate ci insegnano molto. Un'ultima battuta. Io il terremoto l'ho vissuto, avevo 5 anni e mi è caduta in testa l'intera libreria che c'era in camera mia. E se sono qui è grazie a mio papà, che mi ha fatto scudo con il suo corpo. Quindi a me piace tutta la narrazione che c'è attorno al tema del modello Friuli. E sono anche contenta che mi sia stato chiesto di parlarne da giurista e vi ho sintetizzato un po' quello che penso. Però per estrema onestà intellettuale vi dico anche questo.
non sono le norme che fanno la differenza. Il modello Friuli è stata un'intuizione all'epoca geniale, è un'intuizione che si può replicare, ma la differenza la fa il capitale umano, allora come oggi, e di questo sono assolutamente persuasa. Grazie. Grazie Elena. Scusate, ma siccome siamo in ritardo sulla tabella di marcia, abbiamo in collegamento da Parigi dottor Jair Torres, che ha altri impegni successivi. Io adesso farei un attimo un cambio di programma e darei subito la parola a Jair Torres, se si può collegare in streaming. Eccolo qua. Hi Jair. The floor is yours. Jair Torres è un consulente internazionale delle Nazioni Unite dell'Ufficio per la riduzione dei rischi di disastro a livello internazionale. Ha seguito per molto tempo le attività anche nostre in Italia, quindi conosce un po' la situazione nostra, e quindi lasciamo a lui la parola. Lui parlerà in inglese, quindi poi eventualmente sintetizzerò io qualcosa. Please Jair, the floor is yours. Thank you, Stefano. Do you hear me very well? Yes, all okay. You can Okay. go. I'm very sorry that I will be the black spot in this anniversary, and I will speak in English, but my Italian is not very good as it should be. So I'm going to share with you some really few slides that I would like to share with you in order to a little bit to put in context the few lines or the few ideas that I would like to provide to the audience today in this 45th anniversary of the Friuli earthquake. So one of the things is to let us know a little bit what have we learned during the last 45 years, not only because of the Friuli earthquake, but because of the elements that has happened recently. So we were discussing today, I hear a lot of the COVID, but also it was very interesting to hear about, you know, the social constructions of disasters. It was very interesting to see that even though there was somebody talking about natural disasters, we can realize today that disasters are not natural, but there are social constructions. The only thing that is natural is the hazard, but not the disasters. The disasters happen because as societies, we didn't manage to organize ourselves to cope with these elements that are the specific hazards that we are being exposed. So one of the things is that we have been in a world where the risk is growing, that we have been realizing that change does not happen in silos or in straight lines. There are many elements on which one we as a society are being contributing, and with the choices that we make, we are creating new emerging and larger risks. There is a human activity that increases the exposure and increase the propensity for systems reverberations. And this is very important because we need to understand that, you know, how one system can be affected, we can be affecting other systems. I guess it was the colleague from the Chamber of Commerce that was mentioning like how a specific biohazard that started in China could affect really the different parts of the world, like education system, social protection systems, economics, etc., etc. So risk is complex, and understanding risk means understanding what we know, what we don't know, and even trying to tackle what we know we don't know. And this means that we need to understand the complex interactions between the political, human, and economic systems with those natural ones that we have. We need to understand as well how to deal with it, not with reductive measures and probabilistic measures that are isolated without ignoring the systemic nature of risk. That means that we have different sectors that manage the risk in a different manners, and that we need to have an intersectoral approach to safety that integrate all these sectors in subnational systems for disaster risk management, on national systems, for instance, the Italian system, and on regional systems, for disaster risk management, that could be like the European Union, and then integrate this with global systems for disaster risk management. So risk needs an intersectoral approach, that idea that working hazard by hazard
we need to stop, it's not only, let's prepare for the earthquake, let's prepare for COVID. We need to start working in an interdisciplinary way in order to have an intersectoral approach to safety. Because safety is everybody's business, as the Global Assessment Report for Disaster Risk Reduction of 2009 is telling us. So it's not about ensuring safety as a whole, rather than about probability. So we need to check that we have doing. And we have been discussing today a lot about the Friuli model and about what has happening in the region. And I think that one of the things that we have learned is about the important role of the academia, that the role of the academia plays on being part of this engrenage of different parts of the systems that are working together in order to reduce the risk that we can have to different hazards. So what has been the role of the academia in Friuli, and this is something that we have learned and that we have evidence in the last 45 years, is that the academia is supporting a better understanding of the need to approach risk in a systemic approach. It's also helping us to link in an intersectoral and interdisciplinarity approach. So it's not only about talking about seismologies or earthquake engineering or economics or biological hazards. It's about the integration of that. And as my predecessor speaker was mentioned, it's about providing risk and science-based information for policy decisions that will inform the decisions that are taken by the people that takes decisions and make laws and make regulations and make strategies in that sense. And two examples of that the University of Udine has been provided are the Visus multi-hazard approach and the CERN Academy that has facilitated the integration of civil protections, fighters, about civil engineering, and people in Friuli region in order to better prepare and actually reduce the risk. So that was the really few lines that I wanted to express myself today in these presentations. And it has been a pleasure to be with you today. I'm very sorry that I cannot stay with you longer. I have another commitment that I will need to attend, but it has been a pleasure to be here with you today. And it has been a pleasure to hear all the speakers that were before me. So thank you for your time. Thank you very much, Jair, for your suggestion and also for recognizing the role of our region in the international field. Quindi ho ringraziato Jair, penso che a tutti noi faccia piacere che le Nazioni Unite riconoscano quello che come dire, da queste terre è emerso anche grazie all'esperienza del terremoto del Friuli e fatto proprio anche dalle Nazioni Unite e dalle recenti attività a livello internazionale. Thank you very much, Jair. Continuiamo un po' con gli ultimi due relatori, il tempo è veramente strettissimo, quindi vi chiedo di stringere il più possibile su un tema che vi accomuna. Abbiamo visto un po' da tutti gli interventi precedenti che si è parlato di science-based approach o evidence-based approach, ma attraverso poi il mondo accademico scientifico che aiuta anche nell'approccio metodologico a trovare delle strade per dare delle risposte. Passo prima la parola al professor Gasparetto, in quanto delegato alla ricerca del nostro Ateneo, al quale gli chiedo, è stato citato più volte, questa necessità di andare verso una ricerca che sia interdisciplinare e intersettoriale, e quindi ti chiedo di dare il tuo punto di vista su come questa ricetta che ci vede coinvolti nel prossimo futuro è interpretata da parte tua e in quelli che sono stati i ragionamenti anche del nostro Ateneo. Prego. Bene, grazie Stefano, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Ricerca interdisciplinare, perché? Anche prima dell'emergenza Covid sicuramente il mondo della ricerca si era orientato verso un approccio multidisciplinare, intersettoriale. Il motivo è molto chiaro, i problemi a cui si rivolge la ricerca sono sempre più complessi, si parla infatti di global challenges, di sfide globali, pensiamo solo per fare un esempio al cambiamento climatico e quindi è impossibile affrontare questi problemi con un approccio settoriale. Il relatore che mi ha preceduto ha parlato proprio di intersectorial approach for safety,
quindi proprio anche per la sicurezza a livello globale è necessario un approccio intersettoriale. Ovviamente il Covid, come tutte le grandi crisi, la storia ce l'insegna, ha semplicemente accelerato delle tendenze che sono già in atto e quindi a maggior ragione la progettazione, l'approccio multidisciplinare e intersettoriale alla ricerca è di fondamentale importanza per affrontare i problemi sempre più complessi a livello globale. Quindi il nostro Ateneo ha declinato questa necessità ponendo un focus molto importante già prima appunto dell'emergenza Covid sulla progettazione interdisciplinare alla ricerca. In particolare, tenendo conto delle competenze che si ritrovano all'interno del nostro Ateneo nell'ambito dei vari settori della ricerca, sono stati creati dei team interdisciplinari focalizzati attorno ad una serie di argomenti appunto che potessero riscontrare l'interesse e incrociare le competenze che appunto sono al nostro interno. Il più antico, per così dire, di questi gruppi è, appunto i miei colleghi lo conoscono, è il gruppo Active Aging, quindi quello dell'invecchiamento attivo, che è già da parecchi anni che è attivo appunto su questa tematica e consta di un centinaio addirittura di professori e ricercatori all'interno del nostro Ateneo appartenenti a tutti gli 8 dipartimenti, quindi veramente un approccio alla ricerca multidisciplinare e veramente trasversale. Oltre a questo, appunto, il nostro focus, il nostro impegno a livello di Ateneo è stato quello di creare, di dare supporto e stimolo ad altri gruppi interdisciplinari. Pensiamo per esempio al gruppo di food e agroalimentare, anche questa è una tematica che può essere declinata sotto vari aspetti, all'intelligenza artificiale, che è uno strumento appunto che può riguardare moltissimi ambiti, alle cosiddette digital humanities, quindi gli strumenti digitali declinati, applicati a ricerche e ad attività di tipo umanistico, come ad esempio l'archivistica, il supporto al turismo, quindi anche questo molto collegato col territorio. Ve ne sono altri, non li vado a citare tutti, vorrei focalizzarmi sulla tematica trasversale della sostenibilità, che è molto diciamo inerente all'evento di quest'oggi. In particolare la sostenibilità l'abbiamo considerata declinata secondo 3 direttive. Da una parte la sostenibilità dei processi industriali, in quanto, come ben sappiamo, il nostro territorio è un territorio manifatturiero, quindi il problema appunto della sostenibilità di questi processi industriali è chiaramente un problema molto sentito. Pensiamo solo, per fare un esempio, alle acciaierie, all'attività, all'industria siderurgica del nostro territorio. Chiaramente il problema del green steel, della sostenibilità declinato da questo punto di vista è particolarmente rilevante. Oltre a questo, anche le tematiche dell'energia, del green, più in senso lato, anche queste trovano un importante matching a livello delle competenze dei nostri ricercatori, quindi anche qui è stato costituito un gruppo interdisciplinare che si occupa di tutte queste tematiche, anche in considerazione della possibilità delle energie rinnovabili, quindi in particolare dell'idrogeno, ma non solo. Infine, l'ultima declinazione del tema della sostenibilità è quella che interessa Stefano particolarmente, quella della resilienza territoriale, anche questa molto collegata appunto alla tematica di quest'oggi. Quindi in particolare questa tematica sostenibilità ha trovato una declinazione non solo dal punto di vista della ricerca ma anche dal punto di vista della formazione. L'anno scorso abbiamo aperto un nuovo corso di laurea triennale in ingegneria industriale per la sostenibilità dei processi industriali. Quindi questo per dimostrare, mi rifaccio anche a quanto diceva prima la Presidente Mareschi Danieli, che appunto l'università deve venire incontro anche alle esigenze delle aziende. Questo è decisamente un esempio, nel senso che appunto un'esigenza molto sentita dal mondo industriale in questo momento è chiaramente la sostenibilità, ed ecco che appunto siamo riusciti a creare
pur nel rispetto di tutti i vincoli ministeriali che ben conosciamo, che ci ingessano non poco, appunto un corso di laurea molto all'avanguardia, ma anche altri corsi ovviamente vengono, anche in questo caso declinati, vengono adattati continuamente alle esigenze. Questo per quanto riguarda appunto la parte di formazione. Ritornando alla ricerca, oltre al focus su questa multidisciplinarietà, il focus che abbiamo posto è anche su due concetti che Stefano nella tua presentazione hai citato prima, quindi la connessione tra pubblico e privato e il trasferimento tecnologico al territorio, che sono appunto quelle iniziative che sono fondamentali per poi poter appunto ripartire dopo le crisi. E da questo punto di vista anche il nostro Ateneo è stato molto attivo anche su questo. In particolare voi sapete che è stato creato, diciamo inaugurato anche in tempi recenti, anche alla presenza del Presidente della Regione, il Uniud Lab Village, quindi questo polo, questo hub di ricerca avanzata in cui coesistono i laboratori aziendali delle imprese, i laboratori accademici delle università, laboratori misti università-impresa, e questo è un modello che è, per così dire, un unicum a livello nazionale. Perché? Perché tipicamente i laboratori o gli incubatori di impresa o i parchi scientifici e tecnologici difficilmente hanno fisicamente dentro l'università e viceversa. Invece in questo caso coesistono proprio nella stessa collocazione spaziale queste due entità. Quindi crediamo che questa commistione positiva, questa contaminazione positiva, se così la vogliamo chiamare, sia di fondamentale importanza proprio nell'ottica di una ripartenza, come si è detto. Parallelamente a questa iniziativa concreta, pratica, calata appunto fisicamente sul territorio, abbiamo cominciato a creare dei tavoli misti università-impresa e su tematiche anche questa di interesse del territorio, su tematiche multidisciplinari come meccatronica, robotica, come intelligenza artificiale, come green e sostenibilità, appunto per tornare alla tematica di quest'oggi. E questi tavoli riuniscono appunto importanti aziende del territorio e professori e ricercatori dell'università. Anche qui l'idea è quella di mettere assieme, in questo caso davanti un tavolo e non dentro un laboratorio, queste diverse entità proprio per poter trarre da questa commistione positiva delle proposte progettuali che possano servire appunto per la ripartenza e per far crescere il territorio. Quindi tutte iniziative finalizzate, e qui concludo proprio per restare anche nei tempi, a ciò che hai detto all'inizio, questo concetto del Build Back Better. Quindi usciamo da questa crisi più forti proprio per avere un territorio, un'università, una regione più forte di prima. Grazie. Grazie Alessandro. Ultimo intervento, ma non ultimo, del professor Pipan, al quale più volte si è parlato di ricerca scientifica, di università, ma anche di territorio. Finalmente, Michele, il tema della terza missione, che era sempre stato un po' snobbato nel mondo accademico, quindi oltre alla didattica e alla ricerca, incomincia a essere valutato anche a livello ministeriale. Questo tema della terza missione può aiutare in questo percorso, quindi le tue diciamo, considerazioni su questo aspetto, e poi abbiamo il magnifico rettore che ci dirà due parole di chiusura, anche perché siamo molto lunghi coi tempi, quindi se riesci anche tu a essere un po' stringato ti ringrazio. Grazie Stefano, grazie all'Università di Udine per avermi invitato a questo convegno. Io sono un geofisico, mi presento brevemente, quindi dal punto di vista disciplinare sono uno scienziato che si occupa di temi che sono contigui a quelli del terremoto.
e sono stato interpellato da Stefano per parlarvi della terza missione, che è un tema che, sintetizzato all'estremo, riguarda quella che è la funzione delle accademie e degli enti scientifici nei rapporti col territorio. Le prime due missioni sono la ricerca e la formazione, la terza missione, di cui si parla con crescente interesse negli ultimi anni, è quella che è considerata il rapporto dell'Accademia con il territorio e che in anni passati poteva apparire un tema diciamo secondario rispetto alle prime due funzioni dell'università. Allora, rispetto al tema del terremoto, nei 45 anni che ci separano da questo evento, molte cose sono cambiate dal punto di vista scientifico e sono cambiate in maniera radicale e rivoluzionaria nel settore della terza missione. Dal punto di vista scientifico, riallacciandomi all'intervento di Nicola Casali, che ricordava la difficoltà che all'epoca esisteva di identificare il semplice epicentro di un terremoto per ottenere 3 misure che ci consentissero di posizionare dove intervenire. Il progresso scientifico è tale per cui ciascuno di noi oggi con il suo telefonino addosso può essere trasformato in un sismometro mobile ed essere utilizzato con tecniche di intelligenza artificiale non solo per cercare di identificare un epicentro, ma anche per identificare per esempio vibrazioni anomale di strutture. Se ne è parlato per quanto riguarda problemi come quelli del crollo del Ponte Morandi. Quindi potete capire che diciamo, i progressi della scienza dall'epoca del terremoto ad oggi sono notevolissimi. Però dovendo parlare di terza missione, devo dire che effettivamente questo è un tema su cui la rivoluzione da 45 anni a questa parte è totale, perché mentre all'epoca del terremoto, io ricordo ancora perché l'ho vissuto, gli enti scientifici fornivano i dati al commissario Zamberletti e veniva comunicato, ha dato un comunicato verificato giornalmente su quella che era la situazione anche degli aftershock e di quello che succedeva in ambito terremoto. Oggi in tempo reale, sempre riallacciandomi all'intervento di Nicola, tutti noi sul nostro telefonino possiamo avere informazioni su tutti i terremoti che stanno avvenendo in questo momento sul pianeta e la concorrenza di informazioni, la quantità di informazioni che noi riceviamo è assolutamente esorbitante. Al tempo stesso, diciamo, non esiste un parallelo, non esiste per motivi proprio fisici umani, una parallela evoluzione della nostra capacità o della capacità generale di analizzare questi dati, di capirne la complessità che richiamava il dottor Torres e per diciamo, prendere delle decisioni che tengano conto della immensa complessità di questi dati. La terza missione, diciamo, è quella funzione dell'università che, al di là della funzione specifica che noi abbiamo di formare degli esperti che siano in grado di cogliere questa complessità, cioè i nostri studenti i nostri laureati, sono dei tecnici e degli esperti che devono essere in grado di sviluppare il pensiero e valutare la crescente e sempre più crescente quantità di informazioni che possiamo avere con gli strumenti di crescente anche avanzamento tecnologico di cui possiamo disporre per analizzare queste informazioni. Ma la terza missione si dovrebbe occupare, si occupa in realtà del tentativo di trasferire almeno una parte di queste capacità di comprensione, di pensiero, di analisi anche a chi non fa un percorso universitario, quindi al territorio. In realtà con terza missione indichiamo uno spettro di temi che è molto più ampio di quello della semplice divulgazione o comunicazione, perché intendiamo con questo anche la parte brevettuale, la parte di impresa delle università, insomma tutto quello che riguarda quello che noi possiamo dare al territorio, al di là del prodotto, è un termine bruttissimo ma viene sempre più usato in ambito universitario, del prodotto fondamentale che noi produciamo, che è appunto il laureato e che, sul quale noi siamo piuttosto bravi perché abbiamo un certo successo nella bilancia delle esportazioni. I nostri laureati sono una voce in attivo, cioè noi esportiamo più laureati di quelli che rimangano in Italia e quindi, cioè non più di quelli che rimangono in Italia, però noi esportiamo una buona quota. Questo è un segno che diciamo, sappiamo fare il nostro mestiere e le nostre competenze sono apprezzate all'estero. Però, dicevo, al di là di questo dobbiamo anche essere in grado di cercare, e il Covid ce ne ha dato una prova molto tangibile, di rendere palpabile quale sia la complessità dei problemi e l'impossibilità di ridurli a delle semplificazioni che trascurano inevitabilmente gli aspetti scientifici che sono dietro all'analisi e alla soluzione dei problemi, perché prendere decisioni è
un aspetto, ma formulare le domande che sono a monte di queste decisioni è un altro aspetto non meno importante, e su questo diciamo molto spesso noi, anche assistendo ai dibattiti che vedono intervenire il pubblico, ci accorgiamo che siamo pieni di pubblico che presenta già delle soluzioni. Si dice che in Italia abbiamo 60 milioni di allenatori della nazionale e diciamo in tema Covid questo si è anche verificato, cioè tutti quanti hanno delle soluzioni, ma pochi si pongono magari dei quesiti sui quali invece sarebbe molto importante riflettere. E diciamo la terza missione quindi è un compito in questo momento molto impegnativo per quanto riguarda l'università, appunto perché gli strumenti di comunicazione, i social, che attualmente rappresentano una piattaforma nuova sulla quale noi dobbiamo anche imparare a comunicare. Noi, e parlo della mia generazione, non siamo nativi digitali, o almeno io ricordo che ai miei primordi perforavo schede per fare i programmi dei computer. Oggi se a un giovane mosso una perforatrice di schede probabilmente casca, pensa che sia qualcosa per pulire i tappeti, ma diciamo non siamo dei nativi digitali, dobbiamo imparare a comunicare con questi strumenti hanno delle modalità di comunicazione che si evolvono con una rapidità notevolissima ed è molto difficile fare fronte a questo tipo di sfida, diciamo, per l'università, per riuscire a trasferire conoscenze in maniera efficace. Conoscenze che non sono, ripeto, informazione, perché di informazione effettivamente ne abbiamo una quantità esorbitante, ma sono appunto strumenti di pensiero, cioè noi in realtà siamo l'ultimo anello di una catena molto importante che, al di là dell'aspetto funzionale, cioè dell'aspetto per cui noi lavoriamo per sviluppare degli esperti che possono risolvere problemi e quindi trasferire al territorio questi esperti, ha importanza per la coesione sociale. L'abbiamo visto appunto in ambito Covid. Se circolano delle informazioni che non sono sufficientemente, non solo supportate scientificamente, perché quello diciamo non è, ma trasferite in maniera comprensibile, diciamo, gli effetti sono molto spesso anche imprevedibili, e quindi diciamo un'attenzione su questo punto è un'attenzione che riguarda tutta la catena di informazione, di cui noi siamo, torno a dire, l'ultimo anello, che va dall'asilo fino alle nostre aule universitarie, e quindi su cui ogni gradino ha importanza per formare dei cittadini consapevoli del fatto che diciamo, non si può giudicare sulle cose senza avere degli elementi sufficienti per giudicare. Su questo devo dire che all'uscita di una delle più grandi catastrofi che il nostro paese ha vissuto, cioè in realtà non era una pandemia ma era la seconda guerra mondiale, l'investimento che aveva il nostro paese su questa catena di educazione e di formazione è del 9%, nel PIL oggi l'investimento è al 3,7%, quindi diciamo noi dobbiamo fare fronte a questi obiettivi pur avendo di fronte delle sfide che se non sono comparabili con la seconda guerra mondiale però sono sicuramente molto impegnative, con degli strumenti e con delle risorse finanziarie che sono sicuramente non comparabili con quelle del passato, e diciamo, in ambito universitario credo che stiamo facendo il nostro meglio per cercare di rispondere a queste sfide. Grazie. Grazie Michele, grazie a tutti i relatori. Chiamo sul tavolo il magnifico rettore per 2 parole, 2 conclusive, perché effettivamente siamo andati un po' lunghi con i tempi, quindi lascio a te, magnifico, trovare le 2 parole per chiudere nel modo corretto questa giornata molto intensa. In realtà avevo preso tutta una serie di appunti, anche credo che sia, anche se siamo andati un po' lunghi, tutto sommato è stata una cosa estremamente positiva, perché aver sentito non solo pareri, ma posizioni diverse, punti di vista diversi, partendo da una scusa, per carità non voglio banalizzare, che è quella dell'analogia o meno fra il post-terremoto o il post-Covid, quello che si sta prospettando, dà modo anche a noi stessi, noi che facciamo appunto, formiamo il personale, i giovani del futuro, di capire esattamente cosa si aspetta anche il mondo da noi. Io credo che anche l'ultimo intervento, io ringrazio Michele Pipan che per la prima volta, chiedo il copyright, ha trasformato una qualcosa di negativo come la fuga di cervelli in un prodotto positivo di esportazione. Questa è una genialità che ti riconosco e che quindi ti chiedo di poter utilizzare, e sarebbe stato bello che Anna Mareschi fosse stata seduta qui e che avremmo potuto discutere come si fa spesso sull'allineamento della domanda e l'offerta. Però ecco, in tutti i casi è venuto fuori che
la necessità dell'approccio multidisciplinare e interdisciplinare, cosa che è difficilissima, non solo in università, ma anche il fatto di mettere insieme, come abbiamo visto stasera, se si dovesse fare una sintesi operativa. Però c'è necessità di formare le persone e formarle prima, ecco, e non è poco. Quindi anche l'idea di prevedere non solo cosa succederà ai rischi, ma quali saranno le necessità, e allora che ci siano dei rischi imprevedibili è già una cosa che sappiamo, quindi formare delle persone capaci di organizzare qualcosa credo che non sia sbagliato, così come la ricerca deve darci sempre la possibilità di anticipare i tempi, troppo spesso anche noi, perché siamo costretti ai finanziamenti, guardo Roberto Di Lenarda, a seguire un po' le linee che ci vengono proposte, non possiamo sbizzarrirci in qualcosa che può essere visionario, eccetera, il famoso discorso della ricerca di base ed applicata, e questa, se non c'è un investimento sufficiente e non ci si crede, poi ci si trova che non si riesce a costruire un vaccino, non abbiamo pronto il vaccino, però se si mettono tutti insieme nel mondo si riesce, con un altro piccolo particolare, che era quello che si diceva, che si condivide tutto ciò che si sa. Poi, per carità, qualche big pharma si fa i soldi, vabbè, ma se intanto sto bene, credo che questo sia anche accettabile. Anche perché, voglio dire, per mille altre cose dove c'è globalizzazione non c'è una condivisione, forse è ricorso anche recentemente, avete sentito ovviamente, come sappiamo tutti, l'anniversario dell'11 settembre, lì era il mondo globalizzato che ha deciso al 12 settembre di chiudersi su in se stesso, e qui abbiamo invece riscoperto che è assolutamente necessario. E poi ascoltando anche l'assessore, la presidente di Confindustria, Elena Dornando, abbiamo capito che ci sono poi aspetti di breve termine, cioè l'idea dell'inadeguatezza o della possibilità di applicare in fretta delle norme che magari non sono ancora presenti, è un problema di adesso, perché il recovery plan, come c'è sempre stato detto, ma lo sappiamo tutto, durerà 5 anni, ma e poi? Cioè, in realtà molte cose adesso le dovremmo fare per far sì che ciò che viene seminato eventualmente con il recovery plan, siamo capaci di spendere i soldi europei, perché fino adesso non lo siamo stati, possa andare oltre. E poi ci sono sistemi di medio termine che sono quelli che ci devono riguardare come università, enti di ricerca. Però ecco, se posso dire alla fine, oltre che ringraziare tutti i relatori e tutti coloro che hanno avuto il piacere, io avrei avuto voglia di sollecitare qualche intervento di qualcuno di voi, ma capisco che l'ora ormai è tarda, ci sono state fatte delle osservazioni che hanno già un'idea che in queste regioni, a partire da quel che è successo nel momento del terremoto, post-terremoto, senza scomodare gli istituti religiosi, in realtà c'è una possibilità forte di interazione. E però ecco, credo che sia momento di riaffermare sempre e comunque che l'approccio, anche quello della protezione civile, debba essere risk informed e science based, e da questo punto di vista credo che ci sia ancora un notevole sforzo da fare per far sì che la scienza e tutto quello che può dare al potere decisionale politico e alla società sia comunicato e compreso. Ecco, quindi io veramente, questa che è nata in una discussione in una pausa pranzo, credo che sia un bel esempio. Io spererei, e poi lo rivolgo anche ai colleghi, che ci siano altri momenti di approfondimento. È chiaro che mettere insieme 10 interventi non è semplice, e come si fa a dire a un Brusaferro o ad altri, insomma, sei andato lungo, cioè in realtà avremmo avuto ascoltarli per di più. Quindi io da questo punto di vista credo che sia assolutamente importante quello che è nato oggi, se riusciamo anche a dare continuità a questo tipo di interlocuzioni che abbiamo sempre tenuto, che forse credo in questa regione siano anche più facile da attuare, se riusciamo serenamente a metterci intorno a un tavolo senza necessità che ognuno difenda il proprio immediato interesse. Quindi grazie a tutti. Naturalmente chiedo, se c'è qualcuno che ci vuole dare qualche commento illuminato, lo possiamo fare anche nel bellissimo velario del nostro palazzo, sorseggiando un bicchiere di vino. Grazie a voi.